con te. Buongiorno, buongiorno, pugni chiusi, quante volte dalla rabbia abbiamo i pugni chiusi, veramente ogni giorno, forse ultimamente, per questa Italia che non riesce a decollare, fa fatica, anche se abbiamo una sanità, ma soprattutto con le cardiochirurgie, con le chirurgie che funzionano veramente al meglio e fanno del loro meglio. Ne parleremo questa mattina, abbiamo collegato via Skype da Padova il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo. Buongiorno professore, che piacere averla ospite. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Quante volte professore pugni chiusi? Beh, la volontà naturalmente è fondamentale quando si vogliono perseguire degli obiettivi, per cui molte volte, certo. La ringrazio di averlo detto, professore. Salutiamo anche Esther Puicher, presidente della Prima Pietra, assieme con Vanna Boscatto, responsabile dell'area esterna alla Prima Pietra, un'associazione di volontariato che poi ci racconteranno. Allora, professor Gerosa, intanto complimenti a lei e a tutta la squadra per questi veramente miracoli che state facendo, di dare la possibilità a una persona di trovare una nuova vita, di vivere e di vivere anche forse meglio di prima. Grazie alla scienza, alla ricerca e alla tecnologia veramente passi da gigante, grandi macchine, grandi strumenti, ma c'è sempre l'uomo che accompagna e che deve sapere adoperare queste macchine. Cosa ci racconta, professore? Allora, prima una puntualizzazione, non sono miracoli perché miracoli li faceva una sola persona e quindi non vogliamo sovrapporci. E sicuramente grande impegno da parte della mia equipe, grande impegno da parte mia, e la tecnologia ci mette a disposizione tutta una serie di innovazioni tecnologiche che risultano utilissime per cercare di risolvere i problemi cardiologici delle alterazioni strutturali cardiache dei nostri pazienti e quindi garantire sopravvivenza e soprattutto migliorare la qualità di vita. Ma soprattutto anche interventi che richiedono anche pochissima ospedalizzazione. Noi veramente rimaniamo meravigliati di quello che sta succedendo. Questo perché? Cos'è che ha dato proprio il là a queste operazioni che una volta era quasi impossibile sentire? Prego. Per due ordini di motivi. Uno, naturalmente, quello che tecnicamente viene chiamato il referral del paziente, il timing dell'intervento, cioè il fatto che i pazienti adesso vengono avviati all'intervento cardiochirurgico più precocemente e quindi in migliori condizioni. Una volta naturalmente la mortalità era più alta e quindi i pazienti venivano trattati con terapia medica a lungo e venivano riferiti al chirurgo quando erano in condizioni ormai abbastanza gravi. Oggi questo fortunatamente non accade più, quindi il paziente arriva in migliori condizioni all'intervento stesso. E due, come dicevo, l'innovazione tecnologica ha fatto sì che la invasività dell'intervento cardiochirurgico si è sempre ridotta. Prima si faceva un intervento aprendo lo sterno, usando la circolazione extracorporea, fermando il cuore. L'evoluzione tecnologica ci ha permesso di fare interventi in cui non si apriva più lo sterno, ma si faceva una piccola incisione sulla parete toracica, ma usando ancora la circolazione extracorporea e fermando il cuore. Oggi la tecnologia ci mette a disposizione cateteri e device per cui possiamo correggere le alterazioni strutturali cardiache con piccole incisioni sulla parete toracica senza usare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore. Questo naturalmente si riflette in una più veloce ripresa del paziente nel post-operatorio. Allora, alimentazione, attività motoria, stress, fumo, alcol, cos'è che preoccupa di più? Ecco, per avere una buona funzione di questo cuore che è fondamentale. Come dobbiamo comportarci e quali sono dei segnali delle volte che veramente sottovalutiamo? Ecco, cosa ci può dire, professore? Tutto quello che cita diventa importantissima, quindi dieta adeguata, controllata, attività fisica continua, quotidiana. Non serve correre per 3 ore, ma bastano 20 minuti di anche camminata veloce, ma tutti i giorni, quindi con cadenza quotidiana, e poi controllare ed escludere quelli che sono i fattori di rischio, quindi ovviamente non fumare, controllare il proprio tasso glicemico, controllare i propri valori pressori, e già questo fa molto. Poi se compaiono di sintomi che solitamente sono la mancanza di respiro oppure il cosiddetto dolore anginoso, quella sensazione di dolore a livello toracico, allora a quel punto è importante consultare lo specialista, il cardiologo, il medico di famiglia, che avvierà tutta una serie di accertamenti strumentali per escludere che ci siano delle patologie che possono essere responsabili di questi sintomi. E lo stress, professore, perché tanti hanno il paura dello stress, tanto è vero, dice basta, basta, perché sennò mi viene un infarto. Ma cos'è sta frase che sentiamo molto spesso? Prego, professore.
Allora, sicuramente le condizioni di stress non aiutano. Quella famosa frase basta basta mi viene un infarto fa parte un pochino dell'immaginario collettivo, ma una volta si diceva sono morto, è morta di crepacuore, ma in realtà c'è una patologia che si chiama sindrome di Takotsubo. Il Takotsubo è quella specie di gabbia in vimini che in Giappone utilizzano per catturare i polipi, perché il ventricolo sinistro, quando compare questa sindrome, e di solito questo accade in donne di media età sottoposte a un fortissimo stress emotivo, ad esempio un lutto o comunque uno stress emotivo molto importante, per cui si ha uno spasmo coronarico che può determinare l'insorgenza di un infarto a coronarie sane. E quindi quando si diceva è morta di crepacuore, in realtà probabilmente erano legate a questo tipo di patologia. Veramente grazie, perché sta spiegando anche in termini veramente semplici per far capire anche l'importanza della prevenzione. Ecco, prevenzione vuol dire fare una vita corretta, essere tranquilli, ecco, anche nel lavoro, soprattutto questo lavoro che impegna tantissimo. Ormai basta vedere cosa succede nelle strade, la gente esce proprio fuori di testa nel vero senso della parola, per un niente, basta un niente e scatta questa ira terribile, e delle volte ci cade pure il morto perché veramente il cuore cede e rimane. Cosa può dire, professore, in merito alla prevenzione? Facciamo abbastanza prevenzione, perché a parole io sento anche quando ho gli ospiti qui, tutti sono bravi, ma poi tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ecco, perché si fa poca prevenzione e soprattutto la donazione? Siamo ancora indietro come donazioni. Io sento anche le associazioni che ho molte volte ospiti, abbiamo dei numeri, siamo cresciuti ma non abbastanza. Prego, professor Gerosa. Allora, sono due argomenti totalmente diversi, allora cerchiamo di fare chiarezza su entrambi. Prevenzione si può fare sempre di più e si può fare meglio, come in tutte le cose della vita. Lei prima accennava alle persone che in strada così hanno questi atteggiamenti molto aggressivi. Credo che se ognuno di noi riflettesse sul fatto di non essere in quel momento ammalato, perché la gente, come dire, sottovaluta in maniera importante la percezione del benessere fisico, di non essere ammalati, della salute fisica. Ognuno di noi dà per scontato che non ci si ammala e purtroppo non è questa la condizione. Quindi se avessimo più forte la percezione di quanto importante sia tutelare il nostro fisico, probabilmente avremo più successo con la prevenzione, perché tutto quello che ho recitato prima, attività fisica, attento controllo della dieta, riduzione dei fattori di rischio, giocherebbero un ruolo meno importante perché sarebbero sotto controllo. Spostandoci sull'altro argomento, quello delle donazioni, è vero che anche in questo campo si può fare meglio, però devo dire che soprattutto per il centro-nord Italia il numero di donatori per milione di abitanti è di assoluto rispetto, siamo ai primi posti in Europa. Wow. È chiaro che si può fare ancora meglio, ma forse questo potrebbe essere fatto ancora di più nel centro-sud Italia, perché è un po' a macchia di leopardo se andiamo a vedere la cartina delle donazioni in Italia. Risultati molto buoni nel nord, un po' meno soddisfacenti nel sud Italia, quindi lì sicuramente si può recuperare donatori per milione di abitanti in maniera significativa, però al momento, ripeto, come dato assoluto l'Italia è tra i primi posti in Europa e quindi di grossa soddisfazione. Molto importante, questa penso sia anche un'ottima occasione per capire che veramente si stanno facendo dei passi avanti, forse anche la paura, non siamo stati adeguatamente accompagnati in questo percorso di donazione. Adesso fortunatamente con tutte le associazioni che sono nate e si sono create veramente dobbiamo dire grazie, perché non fa più paura come una volta questa donazione, è una cosa veramente importante, basta vedere anche nella donazione degli organi, anche nelle scuole ci sono dei risultati veramente validi, bisogna proseguire in questo, ecco, proseguire e far capire che forse dove c'è meno cultura e c'è più paura è là che forse si deve lavorare, ma sono convinta che si deve lavorare anche nelle scuole e nei giovani, che forse sono cose che li intrigano di più di qualche altra materia. Allora salutiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, prego. Ciao Irene, buongiorno ai tuoi ospiti. Noi qui a Padova avremo l'eccellenza con le parti del professor Gallucci, diciamo. Vabbè, a Padova tutti devono stare per cuore, ci sia il paradiso perché i piedi in cuore, i pedali un po', adesso credo che devono fare i professori come il signor qua. Non temete neanche più paura perché più in forma, non temete forse, non ho capito i problemi ancora adesso. Adesso trovo due pastiglie, non so neanche le cose, perché neanche non mi ricordo. Trovo queste pastiglie con dei problemi
il mega messo in mattinetta tutto il giorno, la cosa che Bologna, divertiamo, e il mega cura benissimo, il mega data cura, stavo bene, come che il mega dito va a camminare, cerca di far camminare, di fare 5.000 passi al giorno, e partito che vado via nel muovo. Ma comunque qua nel Veneto siamo i migliori in Europa per tanto il cuore. E non è vero che è la sanità che è proprio tutto schifosa. La sanità, se delle persone così va bene, basta metterli in grado di poter fare quello che è buono fare. Non ne serve nessuno come di noi altri, perché fra dottori, infermieri, assistenti, ti dà tutta l'assistenza che ti vuoi. Voglio dire che in ospedale ti meglio le cave, nel senso che te cura tieni la gente e ti cura con cuore. Bravo, grazie professore per quello che fa e buon lavoro. Ciao Mirella, te e i tuoi ospiti. Grazie, allora conosciamo anche gli altri ospiti, ad esempio Esther Puiker che è presidente della Prima Pietra con Vanna Boscato. Allora Presidente, cosa ci racconta? Ha sentito cosa ha raccontato il professor Gerosa? Io ho chiamato i miracoli perché per me sono miracoli incredibili, da un cadavere si sono riusciti a fare questo trapianto importantissimo di cuore con un'equipe eccezionale. Ecco, lei è giovane, cosa ci vuole dire e cos'è la Prima Pietra? Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie infinite per questo invito, grazie perché, non quanto perché dà spazio a noi come associazione, che adesso abbiamo piacere di raccontarvi, però perché diamo spazio a un argomento che per noi è fondamentale e che ci riguarda tutti più di quello che si pensa. Allora, la Prima Pietra è un'associazione di volontariato, nata circa 10 anni fa, che si occupa dell'ambito penale minorile. Quindi noi entriamo nel carcere minorile di Treviso, entravamo perché insomma da qualche tempo è momentaneamente insomma sospesa questa realtà. Ho sentito che si sposterà a Rovigo forse. Sembra che si sposti a Rovigo, sono notizie insomma abbastanza sicure, però insomma noi fino a qualche tempo fa entravamo regolarmente. L'associazione è entrata inizialmente in accompagnamento alla cappellania, quindi entravamo per accompagnare la celebrazione della messa e stare un tempo gratuito con i ragazzi ristretti. Poi con l'intuizione di qualche volontario abbiamo capito che c'era la necessità di creare qualche attività pensata e mirata proprio per far esprimere questi ragazzi che chiaramente, come potete immaginare, sono ragazzi fragili con tante problematiche, che vivono una situazione difficile. Ecco, noi siamo quella parte della società che non pensa ti sta bene, stai lì e buttiamo via la chiave. Siamo quella parte di società che crede in una possibile ricostruzione, in un possibile recupero. Anche perché stiamo parlando di minori. Stiamo parlando di minori. La fascia insomma va dai 15-16 anni fino alla maggiore età, perché insomma poi si parla di maggiore, quindi noi abbiamo quella fetta lì e spesso insomma riscontriamo proprio questo bisogno, quindi c'è stata questa intuizione di creare un laboratorio artistico. Semplicemente ecco, noi facciamo il sabato mattina, entriamo e abbiamo la possibilità di fare questa mattinata insieme ai ragazzi, creando delle attività molto semplici, insomma, con quello che ci ha concesso. Fargli staccare un po' la spina a questi ragazzi e capire che c'è anche un altro mondo che li segue e che li supporta. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ciao Mirella, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Grazie. È ancora collegato il professore? Sì, è collegato il professore. Ecco, ci sono. Buongiorno. Volevo fare una considerazione con lui. Il cuore è molto importante, però ha bisogno anche, per funzionare bene, ha bisogno anche dell'apporto del cervello. Adesso dico una cosa banale, ma se il cervello non aiuta il cuore, se la volontà, il buon senso della mente non aiuta il cuore, cercando di fare una scelta, perché purtroppo vediamo che i tempi moderni diciamo così, aiutano sempre meno lo stress, il tipo di vita aiuta sempre meno la persona
a rilassarsi, a trovare una vita tranquilla. E allora una persona deve avere la volontà, la mente, il cervello deve avere la volontà di fare delle scelte che siano meno invasive possibile per il cuore. E perciò questa è la soluzione, è una cosa banale, però ogni persona dovrebbe riflettere su questo tipo di comportamento e deve rendersi conto che essendo i tempi duri e diventeranno sempre più stressanti, sempre più difficili, se non adotta questa misura, questa volontà di curarsi, di fare una vita sana, eccetera, il cuore ne risentirà sempre di più, perché è giusto parlarne, è giusto lottare, ma bisogna anche sapere che le difficoltà aumentano giorno per giorno e perciò bisogna essere pronti a lottare. Grazie, vi saluto. Grazie Livio, prego professor Gerosa. Il signor Livio ha perfettamente ragione, vi ricordo che chiaramente il cuore è una pompa che permette la sopravvivenza dell'individuo, ma non è l'unico organo del nostro corpo, quindi cervello, reni, polmoni, fegato sono altrettanto importanti per garantire il benessere del singolo individuo. Ma il messaggio forte che raccolgo il signor Livio è: riappropriamoci della nostra vita. Riappropriamoci della nostra vita ritagliandoci quegli spazi che ci permettono di fare prevenzione da una parte e di riguadagnare quel benessere psicofisico che altrimenti rischiamo di perdere se veniamo travolti da una quotidianità che non ci dà spazio. Allora professor Gerosa, noi ci siamo sentiti non molto tempo fa, avevo ospite anche il professor Trivellato che lei conosce benissimo, il quale era dispiaciuto perché non era riuscito a fargli una domanda perché purtroppo era caduta la linea, era in mezzo al traffico, lei una giornata infernale. Si parla di intelligenza artificiale, il professor Trivellato dice: dovevo chiedere al professor Gerosa del cuore artificiale perché è un obiettivo che qualcuno vuole raggiungere e io so quanto ci crede il professor Gerosa. Cosa ci racconta? Ci sarà un futuro, un cuore artificiale? Ah, guardi, proprio ieri ero al Senato della Repubblica perché il senatore Antonio De Poli aveva organizzato una conferenza, un incontro a cui ha partecipato, e di questo sono stato molto contento, il ministro della Salute Orazio Schillaci, dove si è parlato proprio di identificare come progetto di interesse nazionale la creazione di un cuore artificiale totale italiano. Io l'ho chiamata la sfida possibile, perché le sfide non sono impossibili, le sfide sono possibili, se ci si crede, ci si vuole impegnare, la sfida possibile per avere un cuore per tutti. Perché è un cuore per tutti? Perché in questo momento, ad esempio, dei cuori artificiali che abbiamo a disposizione sono due, uno francese e uno nordamericano. Quello nordamericano è molto rumoroso e quindi non garantisce un'adeguata qualità di vita. Quello francese è troppo grande e quindi non può essere utilizzato in tutti i pazienti, soprattutto nelle donne. Quindi per un cuore artificiale che sia realmente per tutti, credo che dobbiamo impegnare le conoscenze, l'inventiva, la cultura italiana per dare una risposta positiva e per avere successo e vincere questa sfida possibile di sentire il primo battito del cuore artificiale totale per tutti. Senta professore, mi viene anche un dubbio, non è che diventiamo tutti dei piccoli robot, nel senso protesi artificiali, cuore artificiale, veramente ormai la scienza, ricerca e tecnologia, come si diceva prima, sta facendo delle sfide incredibili, ma poi le vince. Pensiamo alle persone che non avrebbero mai potuto camminare, si alzano dalla sedia a rotelle, si mettono la protesi. Io ne ho uno nel direttivo, professor Gerosa, che purtroppo è stato colpito come Bebe Vio, senza gambe, senza mani, senza naso, eppure fa tutti gli sport, riesce a fare qualsiasi cosa e lui mi dice sempre una cosa: guarda Mirella, se tu vuoi ti alzi dalla sedia a rotelle, naturalmente se le condizioni te lo permettono, però se tu vuoi dalla sedia a rotelle puoi alzarti. Pensi che è l'unico al mondo che ha la patente della moto? È l'unico che riesce a portare le protesi, se li fa lui, professore, è lui che si fa le protesi e le porta tutto il giorno, cosa non semplice, non facile, lei capirà meglio di altri la difficoltà, eppure riesce a fare questo. È una persona veramente speciale, solo che è buttata là perché non interessa a nessuno. Detto questo andiamo con un altro ospite che abbiamo, Sebastiano da Abano. Vai Sebastiano!
Caduta la linea. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Vanna Boscato. Ecco, le sfide. Anche tu, Vanna, hai fatto una sfida con te stessa, aiutare il prossimo, il volontariato, cercare di aiutare le fragilità. Sei da tanti anni in questa associazione. Prego, Vanna. Grazie Mirella, buongiorno a tutti. Sì, infatti parte da molto lontano, nel 2004 eravamo un piccolo gruppo affiancato al cappellano e soprattutto per un progetto che è partito dalla Caritas, che poi è durato 2 anni e mezzo, però il gruppo è aumentato e dentro il gruppo sono arrivati ragazzi molto giovani e molto motivati. Sottolineo che è un servizio, è un volontariato difficile, è un volontariato anche un po' di nicchia, se vogliamo metterla così, perché è faticoso. È faticoso, ma è anche molto esperienziale. Io posso dire oggi, grazie ai ragazzi che ho incontrato in questo quasi ventennio, posso affermare che sono stati i miei maestri. Maestri che mi hanno aperto alcune porte interiori, personali, come il pregiudizio, cioè veramente fare i conti con me stessa e soprattutto cercare di capire di più la persona che ho davanti. Senti Vanna, non è che forse questi ragazzi, lo chiedo poi anche alla Presidente Esther Puiker, li abbiamo un po' troppo ghettizzati, nel senso, io vedo anche con le fragilità. Una volta li chiamavamo mongoloidi, poi handicappati, poi disabili, poi diversamente abili, io li chiamo diversamente agili, perché per me solo così si muovono in maniera diversa. La carrozzina, le protesi sono solo strumenti per muoversi meglio, ma sono delle figure eccezionali. Eppure li abbiamo talmente divisi e isolati che la gente non li riconosce, dovrebbe chiamarli per nome, non con l'handicappato, il disabile, il diversamente agile. Anche qua le associazioni, a mio avviso, hanno una pecca, nel senso che non hanno fatto rete. Tanti siamo, tanti facciamo, però non ci uniamo e chi ne paga le conseguenze sono questi ragazzi. Ecco, perché si fa poca rete, mentre quella che sta dicendo invece il professor Gino Gerosa, loro la fanno, perché non è il solo professor Gerosa, c'è un'equipe delle squadre importanti che lavorano insieme e che fanno rete. Prima di rispondere però abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Buongiorno a tutti, vorrei parlare col professore. Prego, col professore, prego Adriana. Buongiorno professore, io ho 76 anni e soffro di morbo di Parkinson, ma questo non mi dà tanto disturbo sinceramente, per fortuna. E vorrei dire, ho avuto dei disturbi nel 2018 e mi hanno, la diagnosi è radice aortica di normali dimensioni, valvola aortica cuspide, che non capisco niente, e continente atrio SN lievemente dilatato, radice aortica di ventricolo sinistro lievemente ipertrofico, con volumi e cinesia parietale nei limiti di norma, lieve insufficienza mitralica, non segni di ipertensione polmonare, non segni di versamento precardico, sì. E io vorrei sapere, perché io non ho disturbi particolari, sono stata ricoverata a Castelfranco, ma non avevo dolori, avevo come un dolore traversale che mi partiva dalla spalla e andava, come avessi un tronco, un legno, non avevo dolori. Mi hanno fatto la coronografia e non hanno trovato niente normale. C'è da preoccuparsi con tutte queste... Cara la nostra Adriana, vede professore, sono diversamente giovani, con problemi, ma molto soli, perché nessuno spiega, poco, si sentono un po' in solitudine, per questo io li faccio intervenire e parlare, perché per loro se lo meritano proprio dopo quello che hanno passato. Prego professore.
Allora, l'eco che mi ha letto, che mi ha descritto, direi che è quasi perfetto. Sono invidioso ora del suo eco, perché è quasi perfetto. Mi ha detto che ha fatto la coronografia, visto che i colleghi erano un po' preoccupati per questa sintomatologia dolorosa, e mi dice che hanno escluso la presenza di un ristringimento delle arterie coronarie. L'unico esame che farei in più è un'angiotacca aortica per escludere che ci sia qualche problema sulla aorta toracica. Per il resto, per gli esami che ha dato, direi molto bene. Hai sentito Adriana, perciò prendi nota di quello che ti ha detto il professore, sono veramente delle persone che sanno darvi il giusto, perciò tenete in considerazione, perché non è che tutti i giorni si possa avere questi contatti e queste informazioni preziose che purtroppo questi diversamente giovani sentono sempre meno di essere accompagnati in percorsi anche di malattia. Allora, professor Gerosa, prima di dare la parola ancora a Vanna Boscato, ecco l'importanza di fare rete, di fare squadra, quello che si diceva prima, voi riuscite a farlo, ma soprattutto noi vediamo nelle sale operatorie molte donne. Com'è lavorare con le donne? Cosa vuole dirci, professore? Beh, la chirurgia che è stata per anni una chirurgia per uomini, oggi e domani ancora di più diventerà una chirurgia di donne. Lei sa benissimo che alla facoltà di medicina gli iscritti in questo momento donne sono in crescita rispetto agli uomini, e devo dire, siccome le donne sono decisamente migliori in ambito scolastico rispetto agli uomini, grazie professore. Quando arrivano, beh, di questo non ho alcun dubbio, quando arrivano alla laurea sono in numero superiore, per cui tenga conto che ad esempio nella scuola di specializzazione di cardiochirurgia di Padova in questo momento le ragazze hanno superato il 50%. All'interno della mia stessa equipe di cardiochirurghi il 40% dell'equipe di medici strutturati sono donne, quindi credo che nei prossimi 10 anni la chirurgia parlerà al femminile. Abbiamo un bel segnale, veramente la ringrazio anche delle parole, professore, per noi sono molto importanti, visto questa sala che abbiamo sempre di più in salita. Vanna, come commenti allora il discorso di non fare rete, di riuscire a metterci assieme, di dare risposte? Ecco, qui Mirella ci vuole veramente la disposizione e anche proprio la mentalità. Noi abbiamo il grande privilegio di collaborare molto con il CSV di Treviso e abbiamo fatto molti progetti con altre associazioni tipo i NAZ, eccetera. E perciò ci sentiamo già di fare rete, ma comunque è un obiettivo che noi ci prefiggiamo sempre, è una cosa che ci teniamo. Ci avevamo provato anche con il diversamente abile, però purtroppo le barriere architettoniche da attraversare all'interno dell'istituto non sono indifferenti. Ma ti devo dire, Mirella, io ero presente quando Bebe Vio intervenne, ha donato la sua presenza con i suoi genitori una giornata, e il beneficio che lei ha recato ai ragazzi. Mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto: ma lei come fa ad essere così? Allora questa straordinarietà nell'ordinarietà, perché per Bebe Vio è ordinarietà, la straordinarietà dell'essere avvicinato il ragazzo ha creato questo sentire: ma come fa? Allora anch'io posso cambiare nella mia vita un po' sgangherata. Ecco, queste sono le realtà da mettere a confronto, secondo me. Quello che dicevo prima, no? Non ghettizzare, ma unire, ecco, includere, ecco, inclusività, questa parola magica ma si usa pochissimo, tanto è vero che sento sempre parlare di disabilità, forse i disabili siamo veramente noi che continuiamo a usare questa parola invece di parlare di inclusività. Abbiamo Sebastiano riuscito a prendere la linea, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno. Io molto spesso sento dire dai dottori, dalla pubblicità: dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo farci controllare. Poi vai negli ospedali e per un controllo ci vogliono mesi e mesi e mesi. Lei pensa che io una volta purtroppo ho avuto un problema di cuore, sono stato subito soccorso da 118, portato in ospedale, sono entrato in ospedale verso le 7 di sera, sono uscita l'indomani di mattina, ma perché? Perché ho messo prima io, perché naturalmente non avevano un posto letto e naturalmente se io devo stare in un ospedale seduto nella sedia a rotelle anche no, e quindi ho dovuto mettere la prima per poter uscire dall'ospedale.
Quindi quando dicono bisogna fare prevenzione, sì, la prevenzione è giusto che una la deve fare, ma una anche deve avere la possibilità che quando vai in un ospedale a fare una visita deve essere in tempo breve, non che ci vogliono mesi e mesi e mesi, perché finché uno aspetta già fa tempo a morire che già aspettare. Invece di fare tante pubblicità, investire sulle pubblicità, di fare prevenzione, dobbiamo investire sui medici, dobbiamo investire sulla apparecchiatura che ci vuole. Poi ricordiamoci è che la gente non sa una cosa: quando tu devi fare una visita, se come si chiama, l'ospedale pubblico non ti dà in tempo perché ci sono dei tempi che loro devono fare, tu puoi andare anche privatamente e poi richiedere all'ospedale pubblico il rimborso della differenza che tu hai pagato in più nel privato, ed è per legge che e quindi lo dovrebbero anche dire anche l'ospedale. Può andare in caso che tu aspetti di più, che so di 2 o 3 mesi, tu puoi andare da privato, paghi il privato, pagherai di più, però la differenza che hai pagato in più da privato devi richiedere a rimborso all'ospedale ed è un tuo diritto. La ringrazio, signor Minelli, e buongiorno. Più che l'ospedale, caro Sebastiano, sono le liste d'attesa che preoccupano. Quando sei all'ospedale sei al sicuro, è il prima che per arrivarci. Ecco, allora prima di rispondere al nostro Sebastiano andiamo in pubblicità. Puiker, presidente della Prima Pietra, assieme con Vanna Boscato, responsabile area esterna della Prima Pietra, e anche con il professor Gino Gerosa, che si sta mettendo a nostro agio, in maniera che tocca ferro. Faccio le corna, professore, ma se per caso succedesse ci sentiamo tranquilli, perché lei ci spiega. Noi abbiamo bisogno di capire. Una volta, dico sempre, professor Gerosa, quando si passava davanti alle sale operatorie ci si faceva il segno della croce, si toccava ferro, perché non sapevi mai cosa ci sarebbe capitato e nessuno faceva vedere niente. Adesso, grazie alle telecamere, a questi direttori generali, che ringrazio tantissimo, anche il professor Avruscio, che è un ospite veramente graditissimo, viene molto spesso, l'importanza di entrare, di aprire queste porte, di vedere cosa succede, questi interventi che riusciamo veramente a vedere, è importantissimo. La comunicazione, l'informazione. Cosa ci dice, professore? Allora, è verissimo, l'ospedale deve essere una casa di cristallo, quindi poter guardare al proprio interno ed essere giudicati, essere misurati è fondamentale per poter stabilire quali sono i risultati che si ottengono e quali possono essere gli ambiti di miglioramento. Però devo dire che allo stesso tempo dobbiamo stare molto attenti, perché sembra che la parola morte e complicanza sia stata cancellata dal lessico ospedaliero e purtroppo nella malattia la parola morta e complicanza sono parte integrante, non sono state completamente azzerate, e di questo i pazienti devono prendere coscienza. È un po' colpa forse dei medici, è un po' colpa dei media. Se diciamo che si fanno i miracoli, chiaramente la gente è convinta che in ospedale non si muoia più o non si abbiano più complicanze. Quindi ben venga la casa di cristallo, ma ben venga anche un'informazione corretta che stabilisca che purtroppo la malattia si accompagna spesso anche a degli eventi negativi. Ad esempio, professor, abbiamo sentito anche ieri delle telefonate che chiedevano: ma come può esserci un batterio in sala operatoria? Lei cosa vuole dire? Bellissima domanda, perché il Covid ha preoccupato tutti quanti, ma credo che nei prossimi anni dovremo essere molto preoccupati dei batteri multiresistenti che vengono selezionati all'interno degli ospedali, dove si applicano delle terapie antibiotiche estremamente corpose e che quindi finiscono per selezionare questi batteri. Quindi questo non è sorprendente, è, come dire, consono all'ospedale la presenza di batteri. Ecco perché gli ospedali vanno spesso ricostruiti, spesso la logistica diventa estremamente importante, e questo vuol dire investimenti, questo vuol dire risorse finanziarie, questo vuol dire investire non solamente sugli uomini, ma anche, e non solo sulla tecnologia, ma anche proprio sulla logistica, sulle strutture. Quindi per rispondere alla sua domanda, quando facevo riferimento appunto alle complicanze che possono essere presenti, questa può essere una complicanza. Naturalmente c'è massima attenzione per evitare questo, ma ripeto, il rischio di infezione non è un rischio zero negli interventi chirurgici in generale, e più a lungo un paziente sosta in ospedale, più a lungo un paziente sosta in terapia intensiva,
più alto diventa il rischio di complicanze di tipo infettivo. È un serio problema. Grazie di averlo spiegato, perché a casa abbiamo bisogno di capire, perché se ci spiegano riusciamo a capire, se non ci spiegano restiamo sempre con questi punti di domanda, questi dubbi e questi perché, ma cosa è successo? E l'ha spiegato molto bene, può succedere anche nelle sale operatorie. Prego Giusy, ciao! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Dottor Gerosa, quando siamo ansiosi abbiamo il cuore che va a 100. Poi quando magari tu ragioni un po', se non hai proprio dei casi che non puoi esaudire, questo cuore va a 100, bisognerebbe imparare a mettersi un po' di tranquillità, perché il cuore soffre veramente quando sei ansiosa. Comunque dottor Gerosa, le faccio i miei complimenti, che li ho fatti ancora qui dalla Mirella, per l'ultimo intervento che ha fatto col cuore di una persona deceduta, e non stia andare in pensione. Non stia andare in pensione, dottor Gerosa. Abbiamo i nostri cuori in mano a lei. Ha capito, dottor Gerosa? Allora, la ringrazio. La saluto e la ringrazio. Grazie Giusy, prego professore, ha sentito quanto ci teniamo a lei e tutta la sua equipe, prego. Allora, bravo, prendo spunto da quello che sta dicendo lei. Intanto ringrazio la signora per le belle parole e che fanno sempre piacere, ma stia tranquilla, perché quando andrò in pensione nessuno è insostituibile e c'è un'equipe, ci sono i cardiochirurghi più giovani che sono altrettanto bravi e forse anche più bravi. Per cui stia assolutamente tranquilla che la continuità assistenziale, la continuità dei risultati verrà assolutamente mantenuta. Per tornare invece alle considerazioni iniziali, è vero, e questo è importante, quindi quella sorta di training autogeno che ognuno di noi può fare, perché se non ci sono alterazioni strutturali, organiche del cuore che giustificano quelle tachicardie, quell'aumento della frequenza cardiaca, è chiaro che con del training autogeno, con le tecniche di rilassamento, noi possiamo cominciare ad abituarci a controllare le nostre emozioni, a controllare anche la nostra risposta simpatica alle emozioni, per cui è importante la prevenzione ed è importante anche un certo benessere psicologico per garantire il benessere fisico. Allora, adesso io chiederei una cosa a Esther Puiker, presidente della Prima Pietra, giovane. Cosa vuol dire per voi giovani? Lei è una ragazza giovane, entrata in questa associazione giovane, confrontarsi con queste celebrità. Per un giovane l'importanza di conoscerle, di poterci parlare. Non è che voglio farmi un vanto, ma non è che tutti i giorni ci siano trasmissioni che mi mettono a contatto il pubblico, il popolo con le celebrità. Ecco, per un giovane cosa vuol dire poter parlare col professor Gerosa, averlo in diretta, poter fare qualche domanda, sentire proprio anche la positività di questo cardiochirurgo che dice le donne sono importanti, ecco, miglioreranno sempre di più, ne avremo sempre di più, sono molto preparate anche a scuola. Ecco, per una ragazza giovane cosa vuol dire? Per una giovane donna, Esther? Io credo che sia una grandissima opportunità, ecco, bisogna caldeggiare questa cosa. Anche noi come associazione crediamo molto in quel canale e come facciamo, diciamo, i nostri piccoli interventi all'interno del carcere, stiamo portando avanti tutta la parte esterna di sensibilizzazione e ci rivolgiamo, anzi veniamo invitati in realtà da dei professori, da delle scuole che probabilmente hanno a cuore questa tematica, cioè di dare spazio e voce ai giovani. Le cose più belle che riusciamo a fare è proprio quando riusciamo a mettere, nel caso nostro, a dialogare il mondo interno con il mondo esterno, e vengono fuori delle cose incredibili perché c'è proprio grande voglia di comunicare, ecco, questa cosa, e quindi noi insomma la stiamo portando avanti perché ci crediamo proprio tanto in questa cosa. Sentiamo anche cosa, come commenta Vanna Boscatto. Vanna, come commenti, ecco, questo confronto in diretta, queste persone che spiegano, che ti tranquillizzano anche? Sì, è un privilegio, ripeto la parola che ho detto prima, perché comunque le tante persone che in questo momento stanno sentendo il professore si sentono anche rincuorate, e avere la possibilità di sentirci vicini, grazie anche alla vostra trasmissione, perché insomma è fondamentale anche queste telefonate, fa sì che una persona si sente meno sola e si sente accompagnata.
Allora, professor Gerosa, giovani, lei è un cardiochirurgo di fama mondiale, la mia domanda è questa, ecco, come intrigare di più questi giovani che veramente devono manifestare, sedersi nelle piazze perché non riescono più a trovare delle stanze in affitto a prezzi adeguati, borse di studio che non arrivano, come intrigarli di più? Perché io sono convinta che ci sono, non siamo in tanti perché la denatalità, i numeri sono quelli, inutili che ce la giriamo, ma quelli che abbiamo, che vogliono provarci, che sanno che l'obiettivo magari è proprio nella sanità che vogliono raggiungere. Perché così tanti paletti, professore? Cos'è successo da una volta adesso dal suo osservatorio importante, professore? Allora, sono successe molte cose. Prima, da un punto di vista culturale, si è modificata in meglio, dico. Prima lei diceva quanto è importante per i giovani ascoltare le persone più anziane come me. Devo dire che è il contrario, quanto è importante per noi ascoltare i giovani, ascoltare il loro entusiasmo, raccogliere il loro entusiasmo e cercare di trasformarlo in impegno lavorativo. Però ad esempio ai miei tempi, se penso a me stesso, c'era un'identificazione assoluta, la vita uguale lavoro. Oggi i giovani hanno ben chiaro, io ho 3 figli maschi, hanno ben chiaro i giovani che il lavoro è una parte della vita, ma non è la vita, e quindi in questo sono molto più intelligenti, molto più seri di noi. E poi tornando alle puntualizzazioni che aveva fatto, è chiaro che questo è un problema di organizzazione, un problema di sistema Stato, nel senso di mettere a disposizione dei giovani quelle strutture, quelle facilitazioni che permettano l'accesso agli studi universitari a tutti quanti e che quindi non ci siano barriere di tipo economico che possono in qualche modo frenarle, in modo tale che le eccellenze abbiano la possibilità di emergere a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Abbiamo Nadia, vai Nadia, ciao. Ciao Mirella, buongiorno al professore e anche ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al professore, ho sentito che la fibrillazione atriale può, in certi casi, può verificarsi che anche la demenza senile. È vero o no? La ringrazio infinitamente, grazie, buongiorno. Grazie Nadia, No, prego professore. No, questo assioma demenza senile e fibrillazione atriale mi sentirei assolutamente di negarla. Certo che la fibrillazione atriale può determinare delle condizioni di scompenso cardiaco che possono portare a un'iperperfusione di organi, tra questi quello cerebrale, ma non c'è assolutamente questa correlazione tra demenza senile e fibrillazione atriale. Grazie, grazie anche per questa risposta, professor Gerosa. Allora, professor Gerosa, cosa si aspetta in futuro? Perché la sfida che lei ha parlato all'inizio, stiamo facendo una sfida, sono stato a Roma, perché è là la stanza dei bottoni, è là che si capisce se si vuole fare questa sfida o meno. Ecco, come è stato accolto? Ha visto che c'è, come ha detto lei, che c'è volontà? Perché io dico sempre che abbiamo bisogno di una politica del fare, non del dire, non di promettere. Abbiamo bisogno del fare. Ecco, lei pensa che si farà questa sfida se ci sarà la volontà del fare? Perché con la volontà del dire questa sfida non verrà vinta, perché avete bisogno veramente di contributi importanti, di fondi per la ricerca, sulla tecnologia. Ecco, le menti ci sono. È da capire se si vuole fare una politica del fare, specialmente per questi grandi obiettivi che è il cuore artificiale. Prego, professore. Allora, l'ho chiamata la sfida possibile proprio perché conto che ci sia la volontà di fare, come giustamente diceva lei, però è una domanda alla quale non posso rispondere io. La mia è una sensazione che per la prima volta ho colto un reale, significativo e chiaro interesse da parte delle autorità centrali. La presenza del Ministro della Salute chiaramente era un segno molto forte, molto importante, ma solamente il tempo e l'evoluzione successiva ci darà la risposta alla sua domanda, se effettivamente siamo finalmente nel momento del fare. La ringrazio professore, era l'ultima telefonata, poi salutiamo gli ospiti. Adriana da Padova, vai Adriana. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio per la possibilità di fare questa domanda al professor Gerosa, tenendo sempre presente il grande compito che hanno di poter curare persone che magari sono arrivate al limite. Sostituire un cuore, sostituire un fegato, sostituire un rene sembrano miracoli e queste persone li fanno.
con la loro capacità, la loro esperienza e la loro responsabilità, perché è tanta. Fatto questo, quando si arriva ad un trapianto vuol dire che si è arrivati al limite, e non credo che poi con il trapianto e la grande fatica fatta si sia arrivati a una soluzione. Nessuno parla mai e chiarisce cosa significa il post-trapianto, qual è l'iter, qual è la strada che poi il trapiantato deve percorrere per poter dare positività a tutto quello che si è fatto fino a quel momento. Ecco, io ho questo dubbio, perché non credo che si risolva tutto con il momento dell'operazione del trapianto. E poi che percorso c'è dietro? Il trapiantato cosa dovrà fare poi? Perché non credo che si risolva tutto là. Scusatemi, forse sono un po' pignola, ma vi abbraccio tutti col cuore, grazie. No, Adriana, hai fatto una domanda importantissima e ti ringrazio di averla fatta. La riabilitazione del dopo trapianto, del dopo intervento. Importante la domanda che hai fatto e ti ringrazio, Adriana. Prego, professore. Direi ottima domanda. Una piccola premessa: la cardiochirurgia è una chirurgia carica di speranza, nel senso che in cardiochirurgia la possibilità di correggere le alterazioni strutturali cardiache è costantemente presente, quindi in presenza di una valvola ammalata possiamo ripararla o sostituirla, in presenza di un cuore così ammalato da venir meno la sua funzione di pompa possiamo addirittura sostituire la pompa con il trapianto di cuore. I risultati del trapianto di cuore sono molto buoni sia in termini di sopravvivenza, tenete conto che a 10 anni dal trapianto vivo più del 60% dei pazienti trapiantati, ma soprattutto in termini di qualità di vita. A un anno dal trapianto il 98% dei pazienti trapiantati possono tornare a lavorare o a una normale vita di relazione, però come giustamente diceva la signora ci sono tutta una serie di passaggi, visto che c'è una terapia immunosoppressiva che viene assunta dal paziente, e di controlli che il paziente cardiotrapiantato dovrà eseguire nel tempo, e poi la riabilitazione, come veniva detto, è altrettanto importante, quindi bisogna avere cura dell'organo che è stato trapiantato, perché il trapianto è un segno di un grande regalo da parte del donatore, da parte della famiglia del donatore, e quindi chi lo riceve deve avere cura di quell'organo che è stato trapiantato. Come ci saluta professor Gerosa, e veramente la ringraziamo tantissimo di questo intervento e di questa sua partecipazione a Sveglia Veneti. Prego, professore. Saluto con un buona vita a tutti e non sottovalutate il fatto di stare bene, è una grande ricchezza. Grazie, grazie, veramente grazie al professor Gino Gerosa, cardiochirurgo, buona giornata e veramente buon lavoro a lei e a tutta la sua equipe, professore. Grazie. Allora, Esther, come ci saluti? Allora, io anche ringrazio per questa opportunità, ringrazio quello che ho imparato oggi dal professore, quindi terrò conto dei suoi consigli. E per quanto riguarda la prima pietra? Associazione, ecco, io voglio così lanciare un po' un appello sul fatto del pregiudizio, ecco, come abbiamo detto prima, no? Il fatto di considerare di aprire un pochino, no? Anche a questo mondo che magari a volte ci dimentichiamo, che può riguardare tutti, perché si pensa sempre succede agli altri mai a noi, invece non è così, e quindi insomma noi andiamo avanti con questa, abbiamo usato la parola speranza, ecco, noi speriamo in un mondo, in un angolo di terra che di speranza sembra ne abbia poca, e noi vogliamo crederci, ecco. Grazie a Esther Puicher, presidente della Prima Pietra. Sentiamo come ci saluta invece Vanna Boscatto. Vanna, come ci saluti? Ringrazio anch'io il professore, è stato veramente un piacere poterlo ascoltare, e la buona vita cercherò di farla in prima persona. Io saluto così, dicendo che i ragazzi che noi incontriamo non sono nati errore. Loro non sono il loro errore, purtroppo hanno fatto degli errori, però è nostro compito della società, noi rappresentiamo, siamo solo volontari, non abbiamo niente di istituzionale, siamo quello sguardo di società che va e vede la situazione di un ragazzo ma che può cambiare.
e proprio partendo dal fatto che nessuno nasce sbagliato e tutti possiamo comunque rimediare. Grazie anche a Vanna Boscato, responsabile area esterna alla Prima Pietra, grazie alla Presidente, al Professor Gerosa, pubblicità. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Damiano Gottardello, consigliere Fratelli d'Italia, commissario con delega alle opere strategiche del Comune di Vigonza. Grazie Gottardello di essere qui con Mirella. Buongiorno, è stato bravo, è venuto addirittura in presenza. Buongiorno a tutti i telespettatori, ma soprattutto alla Mirella, perché c'è una vecchissima amicizia che ci lega, e devo solo dire che la Mirella, non perché siamo qua, ma è una persona straordinaria. Sono anni che ci conosciamo e posso dire che grazie Gottardello. Salutiamo anche Giacomo Coladon, presidente MOM di Treviso, mobilità di marca. Parleremo molto di trasporti, ma soprattutto di lavoro, parleremo un po' di tutto. Grazie anche a Giacomo Coladon. Allora, Damiano Gottardello, consigliere Fratelli d'Italia, partiamo da qua. Problemi enormi, abbiamo sentito il caso Santanchè, il caso La Russa, questa premier che è in giro dalla mattina alla sera con gli nemici quasi in casa, se non addirittura in casa più che altro, e deve combattere. Ecco, non è che si sente un po' sola, che avrebbe bisogno di essere supportata da un partito che forse puntava molto sui giovani, poi qualcosa è cambiato. Cosa ci dice Gottardello? Cara Mirella, hai ragione, perché purtroppo oggi il nostro leader è un leader che è, come si può dire, solo perché è un partito sotto attacco. E purtroppo quando ci sono, come si può dire, dei passaggi di cambiamento, come in questo momento, in cui si mette mano alla giustizia, si mette mano a molti punti di potere, è molto facile che escano degli scheletri. Questo non vuol dire che chi ha sbagliato non debba pagare, anzi siamo i primi che dobbiamo dare l'esempio. Se c'è qualcosa che non va, ed è dimostrato, e quindi voglio dire che viene evidenziato da prove e da percorsi, cioè, bisognerà prenderne atto e prendere poi di conseguenza ciò che è giusto fare. È un passo indietro, si farà un passo indietro a chi in qualche maniera è chiamato a farlo. È difficile sempre, come si può dire, giudicare gli altri, perché poi alla fine dobbiamo pensare che per gli altri siamo noi, per cui stare come si può dire, nella situazione di essere giudicati o giudicare è sempre una situazione facile per chi deve giudicare. Sta di fatto che comunque in questo momento qua il nostro partito è un partito che sta dando grandi aspettative ai nostri cittadini. La Meloni sta facendo molto bene, abbiamo un leader che è preparatissimo, parla più di 3 lingue, l'inglese fluente, è una persona che parte dal basso e non è stata nominata, come spesso succede ed è successo in partiti che sono nati da ieri al domani e si sono trovati a gestire l'Italia facendo spesso dei disastri, pensiamo al 110 piuttosto che ad altri passaggi. Giorgia Meloni è partita dal basso, ha studiato, si è laureata, ha fatto un percorso politico, ha battuto i pugni quando c'era da battere i pugni, non ha accettato di entrare con delle mediazioni pur di avere un angolino di potere come altri hanno fatto nei governi precedenti, e questo ha creato una credibilità. Oggi questa credibilità è soggetta a una nuova prova, che è una prova, come si può dire, di uno scavo che si sta facendo in molti scheletri che qualcuno ha. Io mi auguro che siano solo, come si può dire, o quantomeno venga ridimensionata, perché sennò c'è necessità, come si può dire, di rimettere un po' di ordine. Ovviamente le situazioni non sono tutte comparabili, c'è qualche situazione che è, come si può dire, di maggior difficoltà, c'è qualche situazione che magari è più frutto di un'esaltazione di qualche affermazione fatta da qualche carica dello Stato piuttosto che da reali contenuti. Non entro sulle dinamiche vero o falso, io dico solo che in questo momento qua è un momento di difficoltà ed è un momento in cui ci sono tante cose da affrontare, fra cui stiamo aspettando e stiamo cercando di portare a casa i 16 miliardi della quarta rata del PNRR, e non è una cosa da poco, e quindi bisogna concentrarsi tutti sul fatto che non possiamo perderci
in guerre fratricide, quando dico partiti contro altri partiti, anche se si sta all'opposizione, dobbiamo tutti lavorare per l'Italia. Invece purtroppo quando si sta al governo, chi sta dall'altra parte fa di tutto per fare in modo che non si arrivi a portare a casa dei risultati, ma ci si dimentica che chi sta là sta là per i cittadini. Però Gottardello, lei sa come io la penso, non si può neanche difendere l'indifendibile, no, ma guardi... anche perché questo indifendibile sono delle cariche importantissime dello Stato, sono esempi che le persone vedono, queste dipendenti che hanno parlato chiaramente, capisce bene che fanno fatica a capire che forse l'indifendibile bisogna dire basta. Sentiamo anche cosa ne pensa Giacomo Colladon di questa sfida. Si parlava prima col professor Gerosa di queste sfide che verranno sempre più problematiche. Lei è una vita che sta facendo sfide con i trasporti, Colladon, ma riesce sempre, anche quasi sempre, a centrare l'obiettivo. Quello che non si riesce a centrare è la sicurezza per gli autisti, per le persone che salgono su questi mezzi di trasporto, perché qualche imbecille lasciato libero perché la legge non consente di fare più di tanto, anzi non si fa quasi niente, a mio avviso questi ragazzini che si permettono, sono pochi sapete rispetto a quelli che si comportano bene, ma il problema è che quel poco disturba il molto, perché fa vedere una cosa che non è vera. Perché? Perché non si riesce a fermarli, perché non c'è una certezza della pena per questi ragazzini che pensano di essere dei numeri uno. Ecco, io li chiamo i bulletti di quartiere, di campagna. Cosa ci racconta Colladon? Perché veramente anche questi autisti, anche donne, ma soprattutto le persone che salgono, diversamente giovani, non si possono essere in balia di 3-4 ragazzini, perché alla fine i numeri sono quelli. Prego, Presidente. Allora, grazie innanzitutto dell'invito. Volevo dire che sul discorso della sicurezza il problema è un problema che ci investe ormai da qualche anno. Devo anche dire che sia il prefetto che il questore e anche il comandante di Carabinieri in questo momento ci sta dando una mano su questo fatto specifico, perché ovviamente noi abbiamo gli autisti che sono al front office e sono quelli che sono più esposti a queste problematiche. Quello che noi possiamo fare, perché noi non siamo ovviamente delegati alla sicurezza e all'ordine pubblico, è quello di dotare i nostri mezzi di sistemi che in qualche modo possono garantire le persone che sono a bordo e possono garantire gli autisti. Quali sono questi sistemi? Gli ultimi autobus che noi stiamo acquistando sono autobus che hanno delle dotazioni particolari. Le faccio un esempio: più di 150 mezzi hanno un sistema che si chiama Panic Button, è un sistema che l'autista basta che prema un pulsante e in quel momento si azionano tutte le telecamere che sono a bordo del mezzo e sono in diretto collegamento con la questura e col comando dei carabinieri. Questo è sicuramente uno degli aspetti importanti che noi stiamo introducendo su tutti gli autobus. Ovviamente è una situazione che qualche volta, devo dire, viene gestita anche molto bene da parte dei nostri autisti, perché ci sono state anche recentemente delle situazioni con autisti donne che hanno avuto la prontezza di gestirla in maniera ottimale, in un servizio magari che avete letto forse sui giornali, la linea Treviso-Jesolo. Quindi è un problema che noi abbiamo a cuore. È un problema che cerchiamo di risolvere con le forze dell'ordine e in qualche modo lo stiamo risolvendo soprattutto mettendo delle dotazioni a bordo che abbiano queste caratteristiche di salvaguardare l'utenza e salvaguardare anche il conducente, che è quello più esposto. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio Petardi Bus Mom, andiamo a vedere, poi lo commentiamo sia con il nostro ospite Damiano Gottardello che con Giacomo Colladon, presidente Mom. Andiamo a vedere. 15 petardi fatti esplodere in autobus e lanciati dai finestrini verso le persone. Il video caricato sui social per ottenere like e visualizzazioni. Il fatto, accaduto a bordo di un autobus Mom nella zona di Montebelluna, risale alla metà di aprile. I 4 ragazzi autori del gesto, molto probabilmente minorenni, hanno cominciato inizialmente a creare trambusto all'interno del mezzo e poi fatto scoppiare i petardi lungo il corridoio e fuori dai finestrini all'altezza delle fermate, provocando paure e rabbia tra i passeggeri. Un atto pericoloso che avrebbe potuto ferire le persone o provocare un incidente
incendio al suo interno. Questa volta i bulli hanno agito con uno scopo ben preciso: importunare l'autista e filmare il tutto per ottenere un po' di notorietà sul web. L'autista Mom, fermato il bus, è andato personalmente a rimproverare i giovani, minacciando di chiamare le forze dell'ordine se non avessero smesso. Questi, di tutta risposta, gli hanno riso in faccia, filmando anche il conducente a sua insaputa. Il video è stato pubblicato dai ragazzi su TikTok e Instagram, raggiungendo oltre 90.000 visualizzazioni. Il conducente, involontariamente protagonista del video virale, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Treviso. È l'ennesimo atto di vandalismo sui mezzi di mobilità di marca, che fa riflettere sul più ampio tema della violenza e dei fenomeni di aggressione di cui sempre più spesso i giovani si rendono protagonisti. Dall'amministrazione di Treviso possibili soluzioni per arginare questo tipo di fenomeno. Treviso ha la caratteristica di essere un comune capoluogo, tanto più se parliamo di episodi nei mezzi pubblici, i ragazzi possono provenire da qualunque altro comune. Noi proprio alla fine di questo mese faremo il punto su un progetto di educativa di strada che abbiamo promosso a inizio gennaio con gli altri comuni del nostro ambito, quindi con i 37 comuni, incidendo in diverse sedi. Faremo il punto con tutti i comuni proprio per decidere che tipo di progettualità insieme portare avanti a metà tra il sociale e le politiche giovanili. Operatori dei servizi sociali scesi in strada e nelle piazze, luoghi non istituzionalizzati dove sempre più di frequente i ragazzi si ritrovano. Verifichiamo i dati raccolti, verifichiamo cosa ci dicono gli operatori, li leggiamo con i comuni, servizi sociali e politiche giovanili insieme e da lì decidiamo quale nuova progettualità sperimentare sempre nell'ambito dell'educativa di strada. Abbiamo Roberto da Padova, vai Roberto. Buongiorno, guardi, due cose, io per lavoro vado all'estero, vado a Londra spesso. Mi è successo diverse volte di salire in autobus. In primis, lei non sale in autobus. Non ti sento bene Roberto, prova a avvicinarti di più. Lei, se io salgo in autobus a Londra, se non ho pagato il biglietto, ci impiegano 5 secondi, chiamano una pattuglia che è in zona, ti mettono in gattabuia per 3 notti, ti fanno il processo per direttissima, per 2 sterline e 50 subisci una multa di 350 sterline, ti viene segnalato nella fedina penale e nessuna grazia, questo è scritto in ogni autobus, nemmeno quello della regina Elisabetta ti può togliere quella segnalazione. Il conducente lavora in una cabina completamente blindata. Lui, quando entra la persona, ti chiede biglietto, paghi con la tessera automatica e se non paghi lui schiaccia il bottone. Dico 30 secondi, arriva la pattuglia, ti legano, ti portano via e buttano via la chiave. Io una volta per sbaglio nella metropolitana, la Giubileum, ho sbagliato fermata. Da italiano ho detto va bene, salgo sull'altra linea, rientro alla prossima. Dopo 3 giorni sono stato fermato dalla polizia in metropolitana. Come facevano a sapere chi ero? E mi hanno detto, lei signor Roberto, 3 giorni fa alle ore 10:50 non ha pagato 0,80 penny di biglietto perché non è uscito alla fermata corretta. Ma noi li abbiamo già detratti, come lei potrà vedere dal suo estratto conto, dalla tessera magnetica. Io mi faccio una domanda, ma tutti sti politici che hanno tutti i figli che studiano a Londra, ci sono il 90% dei politici italiani che hanno i figli che studiano a Londra, dove cavolo li mandano a studiare se non sanno nemmeno che cosa vanno a fare a Londra? Signori, andate a Londra e imparate a stare al mondo. Lì non ci sono i commissari di pubblica sicurezza, ogni tot centinaia di persone, di migliaia di persone, c'è una macchina della polizia, ma non è che tutto il giorno questi qua gira per tutta la città a caso e consuma benzina, escono quando c'è necessità, perché a Londra c'è una serie di telecamere
una a 360 gradi, una a est, una a ovest, una a 360 gradi, una a est e una a ovest. Signori, la tecnologia ci aiuta ad abbassare, chiaro che costa di più, ma si abbassano altri costi. Io mi domando, io vado a Londra ormai da 40 anni, dai lì ti senti sicuro? Una volta ho provato a vendere un biglietto di una partita di calcio, sono stato circondato dopo 30 secondi. A Londra il bagarinaggio è punito con 7 anni di galera, ma ti portano dentro allo stadio in gattabuia, subito, processo per direttissima, no fra un mese, fra 2 mesi e il temoia, no, buttano via la chiave, ti buttano dentro e non esci più per un cacchio di biglietto da 40 sterline, buttano via la chiave. Qua se stupri una donna dopo mezz'ora ti si sfora e te ne a combinare delle altre. Scusatemi lo sfogo, ma... No, Roberto, hai fatto bene, serve a questo, sveglia Veneti a chiamare. Allora, Gottardello, come commenta questa telefonata? Poi sentiremo anche Giacomo Coladon. Il telespettatore ha perfettamente ragione. Il problema è che l'Italia soffre di mali che partono da lontano. Allora, finché lui parlava dei biglietti degli autobus e delle metropolitane, io pensavo a Roma, quando hanno scoperto qualche anno fa una linea di biglietti falsi commercializzata direttamente, diciamo, dai romani. Cioè, siamo veramente molto lontani. Noi pensiamo di punire chi sale senza pagare il biglietto, ma dovremmo prima punire quelli che sono, come si può dire, le persone che non vanno a lavorare, che appartengono alla società di trasporti pubblici. Roma, per usare un esempio, ma tante altre, ma quella è forse che soffre per le dimensioni di più rispetto ad altre municipalizzate, ha dei seri problemi. Allora io dico, se il sistema funziona, funziona dalla testa. Per cui nel momento in cui l'apparato funziona per quelle che sono le capacità organizzative, poi il passaggio poi si declina su quelli che sono gli utenti. Verissimo, cioè oggi è uno sport che moltissime persone, soprattutto in determinate aree del paese, non pagano il biglietto. Questa è la verità. Ma purtroppo è un male italiano, c'è sempre qualcuno che è più furbo. E questo non va bene, perché poi alla fine pagano tutti. Però scusa Gottardello, una volta si diceva il centrodestra, la sinistra buonista, troppo buonista. Adesso c'è una destra-destra o un centrodestra e la gente ha bisogno del fare, non del dire, ha bisogno di azioni veramente concrete e subito. Noi, prima parlavo del PNRR e di incassare la rata che è in scadenza e che al momento è bloccata. Allora, per poter incassare questa, noi abbiamo da fare una serie di modifiche, sono credo 300 obiettivi e altri uguali come traguardi, sono queste le modalità con cui si muove il PNR. All'interno di questi obiettivi e traguardi ci sono delle modifiche normative, anche di leggi della giustizia. Quindi nella giustizia oggi noi ci giochiamo non solo il PNRR, ma anche il futuro dell'Italia. Finché la certezza della pena deve essere la base sulla quale noi andiamo a costruire il futuro. Perché Maurizio D'Are, se non mi cala la linea, poi continuiamo. Vai Maurizio. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno a Gottardello. Sentite, io voglio entrare in un argomento che adesso qua in questi giorni sta diventando importante nazionale. Okay? Allora, so che è in arrivo 4.000 persone da assistere e tutto quanto. Allora io mi domando una cosa, per carità, non per essere contro queste cose, ma il problema è che noi italiani siamo già sull'orlo di una crisi particolare familiare, perché non si vive neanche più con 2 stipendi fra poco. Ora adesso questi dovranno per forza essere inseriti da qualche parte e non lo so come faranno a vivere queste persone, cioè questo è quello che mi domando. Allora io sono arrivato a una conclusione, ma per mantenere questa gente qua butteranno fuori tutti quanti noi dalle nostre case, perché a questo punto io ho capito una cosa, Mirella, qua c'è da mantenere tutto il mondo. L'Italia non può sostenere tutto il mondo, tutta l'Africa. Ecco, io vi saluto tutti quanti, scusate il mio sfogo, ma purtroppo è la verità. Abbiamo sentito Maurizio D'Are, ciao Maurizio, prego Gottardello. E nei prossimi anni si calcola che ci saranno circa 60 milioni di persone
dal continente africano che vogliono venire in Europa, perché loro mirano a quello che è il nostro welfare. Noi consumiamo come Europa, pur avendo solo il 7% degli abitanti, c'è qualcosa come il 48% del welfare mondiale, quindi è qua che vogliono arrivare, servizi di assistenza, modalità di accompagnamento per chi è in difficoltà, d'altra parte noi non possiamo mantenere tutta l'Africa, però possiamo aiutare l'Africa a fare un percorso, e non è il concetto di qualche amico di un altro partito che diceva aiutiamoli a casa loro. Io parto da un principio: riportiamoli a casa loro, nel senso che perché non creare delle aree in Libia, ma anche in Tunisia, non sono campi di concentramento, ma sono delle aree molto vaste in cui ci possiamo mettere tutti i comfort possibili e immaginabili, e sicuramente ci costano meno. Ma a questo punto, quando uno sa che ha pagato dei soldi per venire in Italia e lo riprendi pari pari, lo riporti da dove è partito, magari mettendolo in un paese in cui sta anche bene, magari gli diamo anche la possibilità di lavorare in quel paese, perché ci possiamo anche aprire, visto che non hanno, come si può dire, del lavoro, gli portiamo anche del lavoro, perché non farlo? È che c'è questo buonismo in cui dire se arrivano qua noi non possiamo rimandarli indietro perché fuggono. Scusa, quello che noi spendiamo, siamo presenti in 80 paesi in giro per il mondo solo come Italia, ma è come nato per quanto riguarda il mantenimento della pace. Ci creiamo un'area in Libia, in Tunisia, in cui creiamo e qua lo facciamo come Europa, perché noi solo a Erdogan, non so, credo gli diamo 15 miliardi all'anno per tenere bloccata l'immigrazione da quella parte là. Ma volete dirmi che con 10 miliardi all'anno non possiamo creare un'area con tutti i comfort e con tutte le modalità, invece di riportare in Italia e alimentare un sistema che poi alla fine è un sistema di diffusione della delinquenza, perché chi non entra nel sistema del lavoro perché non ha le carte a posto va a alimentare lo spaccio piuttosto che i furti, piuttosto che perché poi è gente che deve vivere. Quindi capiamoci, noi siamo i carnefici di noi stessi, perché dietro le regole che ci siamo dati alla fine ci stiamo affondando. Gianfranco Valeri da Cessalto, poi andiamo da Coladon. Vai Gianfranco. Niente, è caduta la linea. Allora Coladon, come commenta la telefonata che abbiamo sentito di Roberto da Padova, di quello che ha detto anche Gottardello? Prego Coladon. Allora, noi siamo in Italia, non siamo a Londra, quindi a Londra hanno delle norme diverse da noi, sarebbe molto importante che ci fossero anche da noi, e quindi la mobilità pubblica in questo caso sarebbe ovviamente tutelata. Avete fatto vedere un episodio particolare successo in aprile, i 4 furbetti che hanno buttato i petardi eccetera. Pericolosissimo. Questi sono stati denunciati, sono stati individuati, e quindi l'autista ha fatto quello che doveva fare, e in quel frangente là, per non creare altri problemi all'utenza, credo abbia fatto le cose migliori. Io credo però che il problema sicuramente è un problema di norme, è sicuramente un problema di certezza della pena, perché probabilmente a Londra c'è, in Italia no, però io credo che manchino i genitori, non ci sono più i genitori. Questi ragazzi vanno a casa, non trovano più nessuno, non hanno regole, e siccome io sono qualche anno che sono sul trasporto pubblico, mi sto rendendo conto che negli ultimi 6-7 anni la situazione è peggiorata, ma secondo me è perché a casa i genitori non ci sono più, non danno più delle regole particolari ai loro ragazzi, e già a 15-16 anni si comportano in quel modo che avete visto, ma ci sono altri 1000 modi che io vi posso dire del comportamento di questi ragazzi a bordo di mezzi. Ovviamente noi facciamo quello che possiamo, è stato evidenziato anche il famoso panic button che vi ho detto prima. Siamo in collegamento ovviamente con le forze di polizia, le forze di polizia intervengono, che ovviamente intervengono quando la situazione diventa difficile. Questa è la situazione sul trasporto pubblico a livello trevigiano, che forse è migliore rispetto di altre realtà. Abbiamo Sandra da Padova. Gianfranco, hai perso la linea, l'ha presa Sandra. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno all'ospite. Io ho aperto la televisione, sarà 10 minuti, però ho sentito le ultime cose. Allora, è vero, non possiamo mantenere tutta l'Africa. Se avessimo, come ha detto il signor Gottardello, 10 miliardi sistemeremo tante cose. Però io ho visto dei servizi che la Turchia partono da Smirne e fanno il giro e arrivano in Italia. E c'è un business perché pagano 1.000, 2.000 in base a euro. Dunque è come un cane che si morde la coda. Per quanto riguarda gli autobus, avevo già accennato tempo fa,
Io prendo poco l'autobus, però delle volte devo andare in qualche posto e cioè non ho voglia col caldo di camminare e mi è successo di scendere prima, perché se fermano e la maggioranza sono di colore, Mirella, cominciano a scalpitare, ad avere degli atteggiamenti violenti, anche se hanno un bambino in braccio, perché io ho visto, sono scesa prima perché ho preso paura. Allora, qui non dico che il dietaio, quello che controlla, come si chiama, allora io dico, ma perché non fate gli autobus, scusatemi, io sono stata a Londra, c'è l'autista con 3 sportellini, uno per l'abbonamento, uno per i soldi e uno per il biglietto, e da là, se qualcuno non paga, l'autobus non si muove. Allora, ci vorrebbe poco per attrezzare questi autobus. Padova poi è pieno di, scusatemi, gli extracomunitari che girano dalla mattina alla sera, ti chiedono l'euro, anche a me, ti fermano, ti importunano, cioè non è che possiamo andare avanti così. E poi bisogna, i figli non si fanno perché il sociale è poco. Come fai? Un figlio costa, anche una famiglia diciamo modesta costa, perché come nasce e apre la bocca sappiamo tutti che è un costo continuo. Dunque è chiaro che una coppia o 2 giovani, i figli tendono un po' perché vogliono fare carriera, un po' perché non hanno il supporto necessario. È logico, allora non è che io ce l'ho perché uno è nero, non me ne frega niente, io ho degli amici di colore e sono bravissimi, però non sono venuti col balcone, scusa, hanno i propri documenti, lavorano, chi ha messo su anche un'attività, vicino a casa mia ce ne sono diverse, il barbiere, come ci avevo già accennato tempo fa, ha aperto un negozio e ha detto io mi sono fatto un mutuo e non vuole il campanello di gente fuori. Lui dice vieni a farti i capelli e dopo esci e vai via. Sì, grazie Sandra, devo andare avanti, se no non ce la faccio, perché ci sono tante domande, perdo la linea in continuazione. Allora, allora sentiamo Tardello come commenti la telefonata di Sandra da Padova. Allora, guardi, facciamo il seguito anche sulla questione di quello che è successo sugli autobus. Noi, come circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Vigonza, è da un po' che stiamo, come si può, lavorando per costruire una proposta di aiuto al ministro Nordio, infatti lo vorremmo contattare a breve, penso sarà a settembre, visto che siamo in fase di modifica della legge sulla giustizia, chiedendo l'inserimento all'interno della nuova legge o delle modifiche che si faranno, la possibilità di usare la stessa modalità che i ragazzi usano nei social per rincorrere i like. Allora, esiste l'oblio per chi in qualche maniera ha pubblicato delle cose che non vanno bene o quantomeno ha subito delle diffamazioni. Noi, se tu hai fatto una stupidaggine, l'hai pubblicata, noi chiediamo che venga inserita la modalità con cui questo viene punito. Per cui tu alla fine devi essere messo alla berlina, cioè in modo da evitare e disincentivare qualche altro sciocco che va dietro a chi butta magari i petardi. Allora, se tu sei condannato, e qua bisogna creare una corsia preferenziale per quella che è la giustizia dei minori, quindi aiutare le procure dei minori a essere molto più veloci. A questo punto qua, tu hai fatto una stupidaggine, bene, tu sui social sarai inserito come una persona che è presa in giro da tutti. A questo punto qua la questione si disinserisce, cioè il deficiente che fa la corsa con la Lamborghini e ammazza una famiglia, cioè questo dobbiamo dimostrare tutti i giorni che sta scontando la sua pena e che se tu fai una cazzata del genere sarai messo alla berlina per l'eternità. Gianfranco Valeri ha ripreso la linea, vai Gianfranco. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno al consigliere e buongiorno al Presidente. Buongiorno. Mirella, lei l'ha già sentita questa storia, ma approfitto dei suoi ospiti per ripeterla. Parlano sempre dell'Inghilterra, dell'EFA che funziona, lì funziona bene invece, qui sì funziona bene e l'esperimentato. Ecco, io a febbraio di quest'anno dovevo andare all'ospedale del Burlo con mio nipote e con mia figlia per una visita. Andiamo alla stazione di Sastino, facciamo i biglietti, li fa il bambino perché una tecnologia io non li so fare, saliamo su questo treno, arriviamo a Trieste, gli prendiamo il nostro pullman, andiamo al Burlo e praticamente doveva fare 2 visite.
e abbiamo fatto i biglietti, il bambino ha fatto i biglietti che doveva rientrare dopo le 17 da Trieste. Ecco, quando praticamente siamo andati a Edimburgo abbiamo trovato un primario gentilissimo, una cosa, ci siamo trovati benissimo, e fa questa visita e poi ne avevamo un'altra visita nel primo pomeriggio, andiamo a mangiare qualcosa e troviamo il stesso primario sulla corsia. Ma come mai siete ancora qua? Il primario, non un infermiere. E ho detto perché c'è un'altra visita, ma potete andare detto subito, collegavamo la visita, siete qui a e lui telefona lui personalmente e ci fanno subito l'altra visita. Finito la visita prendiamo immediatamente il bus fuori e andiamo a stazione centrale e abbiamo visto il diretto che parte praticamente alle 15 e qualcosa. Prendiamo, saliamo su questo diretto e siamo sulla riviera Triestina, gli faccio vedere il bambino le navi, tutto arriva il controllore, vestito, biglietti, tutto. Va bene, diamo i biglietti. No, un momento prima di partire li abbiamo obliterati subito e saliamo e questi biglietti non sono validi. Ma come non sono validi? No, non sono validi. Lei deve scendere, dovete scendere, se no dovete fare un altro biglietto. Voi guardi che non siamo stati in una gita turistica, siamo stati all'ospedale del Burlo, non importa, dovete scendere. Guardi, io non scendo, io cosa fa? Questa si allontana e ha chiamato, si vede che hanno le spiego tutto, hanno un collegamento, chiamano la polizia di Monfalcone e sale su la polizia e qui non vuole scendere, e anche i comunitari che non vogliono scendere. Come no? Guardi, sono io, vado fuori e scendo perché il bambino vede e anche la mamma non gli andava bene e sono sceso, se ero io solo non scendevo. Ecco, siamo scesi e poi c'era una poliziotta e gli abbiamo guardi che abbiamo i biglietti, sono rimasti strappati praticamente come e c'è in treno, era partito e ci porta dentro le capostazioni di Monfalcone. Capostazione di Monfalcone, gentilissimo, in una maniera spaventosa, chiama lui, hanno una tecnologia spaventosa, chiama lui il controllore nel treno. Ho detto, ma cosa hai fatto? Guarda che io ho fatto 30 anni questo lavoro prima di te, hai capito il discorso? Non hai fatto mettere giù la gente così e così. Lei personalmente, dopo un pezzo che si parlano, lei apre le manici, chiede scusa a lei personalmente, ma sono nuovi assunti, sono indottrinati così e avanti così. Ecco, volevo il vostro parere in merito, se va bene una cosa del genere. Quando, no, un momento, perché sono un po' agitato. Quando ho preso l'altro treno sono andato io in cerca del controllore subito e l'ho trovato e gli ho detto, un'altra donna è stata ristroppata, anche lei, ha detto, ma com'è questo sistema? Va bene così. Ecco, volevo il vostro parere che l'Inghilterra qui funziona, ma non so se funziona per uno, cioè, o due, o per 3 cittadini, per 2,5, per chi non alza la voce, non lo so. Ma però se è così, qui funziona bene. Grazie Gianfranco, molto chiaro. Sentiamo come commenta il Presidente Colladon, che di biglietti se ne intende, poi sentiamo anche Gottardello. Prego Colladon, cosa è successo? Allora, sicuramente è successo qualcosa che non doveva succedere, perché loro avevano il biglietto probabilmente orario e il verificatore doveva permettere ai signori di arrivare e di continuare nel viaggio col treno. Io credo che la mobilità pubblica abbia bisogno di una cosa fondamentale, la semplicità dell'uso del mezzo pubblico da parte dell'utenza. Questo deve essere un fattore determinante perché la gente possa utilizzare il mezzo pubblico a discapito del mezzo privato. Se noi riusciamo a creare un servizio, ma anche un sistema tariffario che possa essere semplice e quindi possa essere a portata di tutti, la mobilità pubblica avrà un futuro, diversamente avremo delle grosse difficoltà. Sentiamo cosa dice Gottardello. Guardi, io sono perfettamente d'accordo con quello che dice il Presidente. Aggiungerei solo una cosa, che ci vuole anche una maggior responsabilità da parte degli, come si può dire, gli addetti alla mobilità pubblica. Non può essere che un manipolo di qualche decina di persone di un sindacato paralizzi il trasporto pubblico. Qua è un trasporto importante ed è un servizio che nel momento stesso in cui va in crisi il sistema economico e soprattutto si creano dei disservizi gravissimi per i cittadini, tanto per essere concreti. Allora, finisco il discorso che facevo prima. Un tempo, quando qualcuno emetteva degli assegni a vuoto, andava pubblicato sul giornale.
come se il giornale scrive delle notizie che non sono vere, è costretto a rettificarlo in grassetto. Allora, se dei ragazzi fanno delle stupidaggini, noi dobbiamo pretendere che lo Stato faccia dei video in cui queste persone alla fine sono messe a pulire oppure quello che è il lavoro che si deciderà, il giudice deciderà che devono fare, a costo di metterli a pelare le patate, scusatemi il termine un po' del passato, ma che dimostrino che se tu fai una stupidaggine e hai preso un like, la paghi tanto ma tanto cara. E devono saperlo tutti, e quando tu uscirai da questa pena, la tua pena sarà che tutti ti prenderanno in giro, in modo da far passare un messaggio: tu fai una stupidaggine, bene, la pagherai molto ma molto cara, soprattutto in termini di immagine. E siccome i ragazzi oggi vivono di immagini nei social, noi li colpiremo là, perché è inutile che se vanno in carcere oppure pagano una sanzione che spesso la pagano le famiglie, cioè, questi tornano a fare la stessa cosa che facevano prima dicendo: avete visto che abbiamo avuto il coraggio di farlo? Bene, lo Stato deve dire: abbiamo avuto il coraggio di mettervi alla berlina anche se sono minori. Andiamo a vedere un altro video, purtroppo un altro servizio, Mom insulti, andiamo a vedere. L'episodio, reso noto soltanto ieri, in realtà risale al 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, corriera speciale che porta verso il mare. Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo quando a Castelfranco sale un gruppo di ragazzini di etnia marocchina. Esordiscono con musica a tutto volume fino a rendere il viaggio degli altri passeggeri sempre più molesto, finché l'autista, una donna di 47 anni, da diversi anni in servizio per l'azienda di trasporto pubblico MOM, non si ferma per farli smettere. Riparte il viaggio all'altezza di Caposile. Il gruppetto, dopo aver ripetutamente offeso la donna, aziona il dispositivo che regola l'apertura delle porte di sicurezza. Hanno fatto i bulli, lei è stata brava perché li ha gestiti bene, prima richiamandoli, no? E poi loro sono scesi a Jesolo. Questo era un articolato, quello lungo 18 metri, ci sono dei dispositivi che si possono aprire le porte in caso di sinistro. Erano quasi arrivati alla fermata, loro l'hanno aperta e sono usciti. Esiste un percorso di formazione per gli autisti. Chi guida un mezzo è preparato a gestire situazioni di questo tipo. L'autista ha anche informato le forze dell'ordine. Se fosse stato qualcuno con testa calda probabilmente succedeva qualcosa. Questa è una autista che ha gestito bene la situazione e li ha portati dove doveva portarli, senza creare pericolo anche per gli altri. Quello delle baby gang è sicuramente un fenomeno in aumento, conferma Colladon, ma sono presenti in tutti gli ambienti, certo non soltanto sui mezzi pubblici. Sicuramente è un disturbo come può succedere magari in altre situazioni, ma se un bravo autista come quella che era incaricata quel giorno l'ha gestito nel modo giusto. Era una donna e quindi questi qua ne hanno approfittato. Però lei è stata più intelligente di loro. Gottardello, perché... Sarei sempre per una compensazione pari a quello che hanno fatto. Allora, non importa se sono marocchini o sono italiani, perché poi alla fine sono dei ragazzi. Allora, io avrei, torno a dire, la mia idea di cominciare a usare la mano forte su queste cose. Un ragazzo che oggi ha 16 anni non è più un ragazzo che ha 16 anni di 40 anni fa. Quindi anche qua la norma va regolata. In America a 16 anni ti mettono in galera, c'è poco da fare, non casa ti rimandano a casa. Quindi bisogna pensare di mettere mano a questo aspetto. Ma al di là di quello che poi è la norma in sé, io dico, le forze dell'ordine, diamo la possibilità alle forze dell'ordine di prendere questi ragazzi, portarli in caserma quando hanno questi tipi di atteggiamenti e chiamare i genitori e tenere ragazzi e genitori una giornata costretti a fare un corso di buone maniere. Quando alla fine tu hai fatto una giornata che ti hanno fatto un mazzo così di dire tu non devi fare questo, non devi fare questo, e se non hai capito la domenica successiva invece di andare al mare ritorni con la tua famiglia là, ti posso garantire che probabilmente qualcosa cambia. Non è che stiamo creando delle cose che sono fantasmagoriche, ma una sala in cui alla fine ti proiettano come ti devi comportare e passi una domenica a frantumarti le scatole a fare ste robe, probabilmente forse abbiamo un atteggiamento diverso. Caro Gottardello, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. So, allora, in attesa che arriviamo a fare questo, se arriveremo a fare questo, si chiamano non i genitori. è il caso
Non ci sono i genitori, l'ha detto Coladon, non ci sono. Vogliamo mettere in sicurezza queste persone che tutti i giorni salgono su questi mezzi pubblici? Vogliamo mettere in sicurezza? Mi sembra che abbiamo qualche esercito in giro pagato da noi, mi sembra. È così difficile, in attesa che venga la politica del fare, non di dire, mettere su questi mezzi un militare e vedere se riusciamo almeno a dare la sicurezza a questi teppisti, che sono pochi, come avete sentito, 4 su un autobus che ne contiene magari 100. Mirella. No, Mirella, il problema è che se si vuole si fa. Io mi ricordo quando c'è stato quel problema in piazza San Marco a Venezia di sicurezza, c'era il carro armato con questi giovanotti con le loro divisi, con i mitra spianati, non pretendo questo, ma una figura, che sarà cioè le forze dell'ordine non hanno personale, i comuni non possono assumere, non c'è la possibilità di andare oltre perché le leggi non ci permettono tanto. Vogliamo mettere in sicurezza quel povero disgraziato che tra borseggiatori, tra piccoli delinquenti, tra tutti questi ragazzini che pensano di fare chissà cosa, si prenda questo uomo in sicurezza, o sbaglio? Coladon, cosa dice? Li abbiamo o non li abbiamo queste persone, queste figure? Ma io credo che li abbiamo. Il fatto è che l'azienda di trasporto, in questo caso qua, subisce quello che avete visto voi. Per esempio, quel caso di 4 ragazzini che hanno importunato, la Corriera aveva 100 persone a bordo, ne aveva 100. Quindi l'autista sono formati per non creare problemi e quindi ha gestito la situazione nel miglior modo possibile, non poteva far diversamente. Ovviamente la cosa che possiamo fare è quella di avvisare le forze dell'ordine, ma in quel caso specifico l'autista donna, oltretutto, ha gestito molto bene la situazione, non è successo niente, i 4 bulletti sono scesi a Jesolo e è finita là. Ma poteva anche succedere con la donna, non è l'autista che deve fare questo servizio, non è l'autista, ma stiamo scherzando? Qui ci vogliono questi bulletti, guardate che io li ho provati e lei lo sa, guardate che questi se ne fregano del rispetto, delle regole, cioè questi quando hanno deciso di fare qualcosa la fanno con la donna, perciò è inutile dire cercheremo con l'autista, qui bisogna fermarli perché stanno rompendo le scatole a tutti quanti. Noi dobbiamo fermare questi 4 bulletti che le famiglie difendono, che la scuola è impossibilitata a mettersi con le spalle al muro, perché anche lei vedete cosa Cottardello. Guardi, ma stiamo scherzando? Mirella... No, fermo, Lina da Valdagno, se no mi casca linea. Lina? Non c'è Lina, prego. È andata. Allora, guardate, abbiamo già vissuto questi aspetti qualche anno fa, quando in tutti i pronti soccorsi c'era l'assalto di, come si può dire, determinati gruppi che chiedevano e volevano essere visitati subito e avere una corsia rispetto agli altri. Cosa ha fatto lo Stato? Ha piazzato la vigilanza privata in tutti i pronti soccorsi. Una volta che era polizia addirittura, una volta c'era il posto di polizia nel pronto soccorso. C'è ancora la polizia per quelli che sono, chiamiamoli, reati legati diciamo alle robe che ferite. Funzionai lega cavalli. Però il problema, come si può dire, non è cambiato più di tanto, perché anche se c'è un vigilante armato, alla fine vediamo lo stesso che succedono, come si può dire, dei fatti che meno, ma succedono. Allora, il problema alla fine va affrontato alla radice. Bisogna dissuadere e, torno a dire, fare in modo che se questi ragazzi si comportano in una certa maniera, bisogna prenderli e portarli dentro una giornata. Le forze dell'ordine lo possono fare. Tu li puoi tenere fermi una giornata per accertamenti. Per cui una volta che tu li hai tenuti una giornata là e che si sono, come si può dire, stufati, la volta successiva ci pensano, invece di andare al mare, questi dovevano essere presi e portati dentro per accertamenti, finché i genitori, visto che sono minorenni, non se li vanno a prendere, perché c'è l'omissione di controllo sul minore. E quindi qua solo così possiamo dissuadere altri a fare queste cose. Abbiamo visto quel deficiente che con la macchina ha ucciso una famiglia perché ricercava un like. Cioè, ma quanta gente è che adesso lo sta seguendo? Perché questa è la verità. Allora, seguiamolo anche noi e facciamolo vedere sto deficiente che ha pane e acqua adesso. Luciano da Desenzano dal Garda, vai Luciano. Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci vogliono delle punizioni, come sta dicendo il signor Mortardello,
bisogna farli lavorare, bisogna metterli dentro qualche mese, tra parentesi, in centri, non in galera, ma che devono lavorare. Già il nostro santo Wojtyla diceva 30 anni fa che i giovani africani dovevano stare in Africa, lo dicono i vescovi, i cardinali africani. L'Africa è 5 volte il territorio più grande della Cina e sono 1,2 miliardi in Africa. C'è lavoro per tutti se vogliono stare giù in Africa, i giovani. Vengono qua perché vedono le televisioni, vedono tutte le cose belle e vengono qua a vendere droga e fare i delinquenti, non tutti. Vi saluto, buongiorno. Abbiamo sentito anche Luciano, sentiamo anche Giacomo Coladon. Coladon cosa dice? No, ma io dico che allora, sul discorso dell'autista, l'autista è formato per non creare problemi, no? Nel senso che o di risolvere i problemi. In quel caso specifico della linea verso Jesolo c'erano 100 persone a bordo. Quindi l'autista ha fatto quello che doveva fare, è formato per non creare problemi, per gestire anche i momenti di poca sicurezza, soprattutto a garanzia dell'utenza. Quindi in quel caso là è stata fatta una cosa perfetta da parte dell'autista, che ha chiamato le forze dell'ordine, ha portato in salvo tutti gli autisti. Erano 100 le persone che erano a bordo, 4 erano i piccoli deficienti che facevano quello che facevano. Quindi voglio dire, l'azienda di trasporto ha questo obbligo, non è l'azienda che è preposta all'ordine pubblico, e quindi noi formiamo i nostri autisti per garantire anche l'utenza, oltre a se stessi, anche l'utenza che è a bordo del mezzo. E quindi io credo che i nostri autisti questo lo facciano molto molto bene. Non so se lo fanno volentieri, se sono d'accordo, perché veramente c'è di mezzo la sicurezza delle persone e veramente qua ci sarebbero tanti punti da domanda. Ecco, io non mi sentirei per niente sicura, specialmente magari se si tratta di una persona diversamente giovane, in balia di questi ragazzini. Siccome li ho provati e so come fanno e cosa riescono a fare, andiamoci piano con la sicurezza. Comunque, perché questi se ne fregano, questi girano col coltello, con la don ormai, e come niente ti danno una coltellata. Questa è la verità, l'abbiamo visto e l'abbiamo rivisto, perciò dobbiamo stare attenti e dobbiamo cercare di far capire a questa politica del dire e non del fare che è ora di agire, perché se c'è la volontà si può fermare. Prego, sono d'accordo, e se mi permette su questo faccio i complimenti per le modifiche che hanno fatto sull'autobus il presidente Donadon e l'azienda che rappresenta, perché è un ottimo inizio. Cioè, credo che nel momento in cui questi ragazzi sono ripresi e arrivano alla fermata e ci sono le forze dell'ordine che li aspettano, gli dica: cosa hai fatto? Ah, guarda, c'è la tua immagine, adesso vieni con me e passi una giornata con me ad aspettare i tuoi genitori. O quantomeno, se non arrivano i tuoi genitori, chi in ogni caso ti accompagna, perché ricordiamoci sempre che i minori non accompagnati che arrivano in Italia sono inseriti in comunità. Quindi se ci sono dei ragazzi che girano per l'Italia o hanno i genitori o si prendono e si mettono nelle comunità, dopodiché il comune dove sono residente piange, perché alla fine sono sempre a carico dei comuni e costano cari, però diciamo, si prendono e si mettono nelle comunità, quindi i genitori sicuramente se li verranno a prendere, e quando se li vengono a prendere, viva Dio, spero che qualche scapaccione ci possa essere. Come si comportano i genitori, l'ha detto prima Coladon, non ci sono i genitori. Come fare a spiegarlo ancora meglio di così? Non ci sono. Mirella, ma se partono e vanno a Jesolo a prendersi, posso garantirsi che solo Coladon, il fatto di andare a Jesolo... come sono i genitori quando voi li chiamate, che arrivano da voi, ecco, e che difendono, come dico sempre, l'indifendibile? Non tutti, ma una buona parte. È una bravata, tanto questi ragazzi sanno che più di una lavatina di capo non riceveranno, se la riceveranno. Prego Coladon. Come ha detto lei, giustamente, vengono qua e tentano di difendere anche i ragazzi. Spesso e volentieri io ho un'esperienza abbastanza lunga e questo succede. I genitori non ci sono, quindi quelli che ci sono poi vanno anche a difendere questi ragazzi.
perché questa è la situazione che mi trovo in questo momento. Poi mettere i militari, sì, va bene mettere i militari, però non è che possiamo mettere un militare a ogni autobus. Quindi voi capite, noi ne abbiamo 467 autobus tutti i giorni. Guardi che li abbiamo i militari, Coladon, se guardiamo i numeri, guardi che ce li abbiamo, è anche da metterli su ogni autobus, a mio avviso, assieme, perché è anche un servizio civile, scusa Gottardello, non può essere un servizio civile questo, non è mica per forza che uno deve sparare, non può essere un servizio civile, visto che lo Stato ha bisogno, guardate che io ricevo telefonate di anziani che non hanno più coraggio di andare neanche a portare le immondizie fuori. Non deve passare questo messaggio, non deve, Gottardello. Allora Mirella, io sono d'accordo col Presidente che è impensabile di mettere un militare per ogni autobus, perché se noi decliniamo quello che è la realtà di Treviso per tutta quella che è l'Italia, ci vorrebbe non la NATO, probabilmente l'esercito americano. E che tutto sommato sarebbe anche simpatico, ma in ogni caso non è che si risolve il problema, perché poi diventa una sfida, e lo vediamo anche negli autobus in cui ci sono i controllori che sono aggrediti, questa è la verità. Allora o c'è una pena, e qua è una questione che è a nostro carico come partito, cioè fare in modo che passi una modalità in cui la pena c'è e va applicata e non va scontata. E questo riguarda anche questi bulletti, perché questi bulletti oggi, che sono questi che fanno queste bravate, sono quelli che un domani faranno, come si può dire, delle bravate, dei furti, piuttosto che è un crescendo. Questa è la verità. Allora, se da piccoli gli si comincia già a dire ci sono delle regole e se sbagli sai che paghi, quando sarai grande probabilmente avrai un lavoro, avrai una famiglia, avrai un tuo percorso. Se no alla fine questa è una modalità in cui puoi fare qualsiasi cosa, tanto non ti succede niente. È quello che passa spesso in Italia quando arriva una determinata tipo di feccia, non dico tutta, ma molti personaggi che all'estero, ed era un periodo in cui in alcuni paesi dell'est, quando sono stati aperti, qua sono arrivati per primi tutti quelli che in qualche maniera, diciamo, pensavano che l'Italia fosse un paese in cui si può fare qualsiasi cosa. Questa è la verità. No, è un paese. Diciamo no, che è un paese. Permettetemi di avere una speranza migliorativa verso il futuro. No, io finché non vedrò, finché vivo e vedo gli esempi che vedo tutti i giorni, tutti i santi giorni, non è possibile continuare così, perché le brave persone, ecco, i cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri. Noi paghiamo fior di tasse, Gottardello, dovete impiegarle in quello che serve i servizi ai cittadini, non me ne può fregare più niente delle strutture, ci vorranno, ma abbiamo bisogno di servizi ai cittadini, quelli utili, quelli che servono. Prego, Coladon. Allora io sono d'accordo, ovviamente l'azienda di trasporto fa quello che può, perché oltre a fare il servizio deve avere anche contezza dell'equilibrio economico-finanziario, quindi credo che quei dispositivi che noi abbiamo a bordo di mezzi e che consentono in diretta alle forze dell'ordine di verificare con l'attivazione delle telecamere quello che sta succedendo a bordo dei mezzi e quindi intervenire in maniera veloce, credo sia la soluzione per quanto riguarda la sicurezza all'interno dei mezzi di trasporto pubblico. Sì. E soprattutto, se mi permette Donadon, fatene una grande pubblicità nei social, in cui tu sai che fai questo, vieni ripreso e quando arrivi c'è la polizia che ti aspetta. Complimenti, hai vinto un giro. Graziella da Marghera, vai Graziella. Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei chiedere al signore, che non so come si chiama. Gottardello. Italia, ecco. Cosa sta facendo la Meloni per tutte quelle persone che arrivano nei comuni clandestini, giovani e tanti delinquenti in mezzo? Volevo chiedere cosa sta facendo la Meloni riguardo a questo. Ma guardi, se avessimo una soluzione, come si può dire, penso che saremmo tutti felici. Quello che le posso dire è che in questo momento qua si sta facendo, come si può dire, quello che si faceva in passato, cercando di ottimizzare e quindi evitare di creare dei centri di aggregazione tipo Cona, in cui c'erano migliaia di persone stoccate in un'unica area, con quindi il rischio che si creino delle enclave problematiche anche. Ha fatto storia Cona. Certo che sì, infatti adesso si sta cercando, su una scia che avevano già aperto i governi precedenti, di creare come si può dire, una frammentazione di quella che è l'accoglienza. Quindi inserirli in strutture che abbiano 5, 6, 10 persone, non di più,
in modo che ci sia la possibilità di controllarli e allo stesso tempo non possano fare massa critica all'interno di quello che è la realtà dove vivono. Dopo, io una cosa che diciamo, mi sta sullo stomaco è il fatto che questa gente non possa lavorare. Allora, possono lavorare su base volontaria, ma scusami, io ti do da mangiare su base volontaria? Cioè, spendo 30 euro al giorno, e non sono pochi, perché tenete conto che mio figlio ha fatto il Morosini, che è il collegio militare, e per mangiare spendevano 5 euro al giorno. Allora, premesso che mangiavano, per carità, cioè, non sicuramente come mangiano, diciamo, questi accolti, passatemi il termine, questi richiedenti asilo, che mangiano meglio secondo me di come mangiano nelle mense militari, però credo che qualcosa si può risparmiare. Allora a questo punto, su questa base io dico, vuoi mangiare? Sai che c'è da tagliare l'erba per il comune, c'è da dipingere, c'è da fare, e non lo fai su base volontaria, perché se vuoi mangiare... Ah, ma c'è il problema dell'INAIL. Abbiamo in linea, abbiamo il nostro direttore Luigi Baccialli. Buongiorno direttore. Ciao Mirellina, ciao. Che piacere sentirla, direttore. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. No, io seguo sempre la Mirella e stavolta vorrei intervenire, non lo faccio mai perché volevo chiedere al Presidente Colladon una cosa riguardo a quello che succede sugli autobus. A Londra, e anche in altre capitali europee, quando si sale su un autobus si passa prima davanti al conducente dell'autobus e gli si consegna il biglietto, se il biglietto è valido si può entrare e invece il biglietto non è valido si resta fuori. Questo permette, è un sistema molto semplice che permette di fare una prima scrematura e di evitare che salgano sugli autobus quelli che sono i cosiddetti portoghesi, cioè quelli che il biglietto fanno finta di averlo, non lo timbrano perché non ce l'hanno. Una volta controllati, questi signori perdono le staffe, scappano, picchiano. Per cui io mi chiedo perché in Italia non c'è lo stesso sistema, cioè che quando si sale da un'unica porta, che è quella dall'unico ingresso che è quello frontale, senza poter entrare da altre parti, e se si ha il biglietto valido si entra, altrimenti si resta fuori. Molto chiaro direttore, sentiamo la risposta di Nicola Don. Allora, la rispondo io direttore, lo facciamo da tanto tempo questo. Ancora in CTT l'autista ha il controllo a vista. Cosa vuol dire controllo a vista? Vuol dire che gli utenti entrano dalla porta anteriore, nella porta anteriore c'è l'obliteratrice, l'autista controlla se questo oblitera o il biglietto o l'abbonamento e quindi sale a bordo del mezzo. Il problema è che quando entra il bulletto e non ha l'abbonamento o il biglietto, l'autista ovviamente cosa deve fare? Non può star là un'ora a aspettare le forze dell'ordine o mezz'ora, deve farlo comunque entrare e in quel momento là ha la possibilità di chiamare il verificatore, il controllore, e il controllore nell'arco della corsa arriva per vedere un attimo la regolarità del servizio. Quindi questa tipologia di intervento lo abbiamo iniziato a fare ancora 15 anni fa e lo facciamo attualmente su tutti i mezzi della MOM. Direttore, ancora in linea? Attualmente non funziona, nel senso che quel filtro che funziona in altri paesi evidentemente fa acqua da tutte le parti del nostro, perché questi entrano comunque anche se hanno il biglietto invalidato. Cioè invece in altri paesi vengono fermati perché il controllore scende al limite, scende dall'autobus e li respinge, non si può permettere a sta gente di entrare comunque. E se lei va, Presidente, io ho preso un autobus sulla CTV a Venezia, quindi nel veneziano, e lì il sistema è proprio quello di cui parlavo prima, cioè che si entra da tutte le porte e quando c'è il controllore che arriva si scatena il putiferio, perché questi vengono sorpresi in flagranza e quindi reagiscono spesso in maniera violenta. Prego Colladon.
Allora, non lo so, la CTV ovviamente non è la mia azienda, ma io le assicuro, direttore, che in MOM gli autisti fanno il controllo a vista. Ovviamente il problema è che se uno non ha il biglietto, non è che l'autobus deve avere una sua cadenza, un suo percorso anche per l'utenza, quindi se uno entra e non esibisce il titolo di viaggio, l'autista chiama il verificatore e nell'arco della corsa il verificatore arriva con un mezzo proprio per verificare se l'utente ha il biglietto o no. Alla CTV non lo so, alla MO lo facciamo. Presidente, però voglio dire, entrano comunque, insomma, no? Entrano comunque, non è che noi possiamo fare un ordine pubblico, l'ordine pubblico lo fa la polizia, lo fa i carabinieri e noi lo possiamo fare con i nostri verificatori e non possiamo avere un verificatore perché diversamente avremo il bigliettaio per ogni, è impossibile averlo. Questo è il problema del controllo a vista, del rincarrozzamento delle persone dalla porta anteriore, noi lo facevamo in ACTT ancora 10 anni fa e lo stiamo facendo attualmente in MOM. Ci sono mezzi adesso dove oltre a risultare subito il biglietto non valido c'è anche uno sbarramento, è una sbarra che si apre e si chiude oppure una porta addirittura sì. Che no, ma parlo del tornello, direttore. Che resta chiusa se uno vuole entrare, insomma bisogna mettere... Sì, ma il tornello è un problema che va bene sui vaporetti, non va bene tanto sugli autobus, perché altrimenti i tempi di percorrenza di un autobus sarebbero infiniti, non avremmo la possibilità di garantire i tempi di percorrenza. Quindi il tornello va bene sui vaporetti dove non c'è orario, non va bene sugli autobus perché c'è un problema oggettivo di tempi di percorrenza da rispettare. Certamente, comunque sono d'accordo con quanto dicevate prima, diceva la Mirella soprattutto che non può essere solo la responsabilità di quel poveretto che deve guidare l'auto e fare anche il controllo, insomma, no? Bisogna attrezzarsi, non parlo della MOM, parlo in generale del trasporto pubblico italiano, se si va a Milano è la stessa roba, entrano dappertutto negli autobus, non è possibile. Comunque grazie molte. Grazie a lei direttore, gradita la sua telefonata e il suo intervento. Grazie dottor Vacciali. Guardi Coladon, lei mi conosce da una vita. Lei lo sa quanto mi sono spesa e anche con lei che ho cercato di farle capire che qualcuno deve entrare in questi mezzi, per quanto sofisticati e per quanto di ultima generazione, noi abbiamo bisogno delle figure che mettano in sicurezza queste persone che salgono. Io le avevo detto anche sia il mondo del volontariato che questi ragazzi veramente terribili, ecco, cosiddetti terribili, invece di mandarli alla Mirella a fare la borsa della spesa, li responsabilizziamo e li mettiamo su questi abili, ecco, su questi mezzi. Forse parlare, dialogare anche con la procura dei minori non sarebbe male. Assieme una persona del volontariato. Siccome abbiamo 6.000 associazioni di volontariato, allora i militari dicono che noi li abbiamo, io non sono sicura, io sono sicura che li abbiamo. Abbiamo queste associazioni di volontariato, abbiamo questo problema di sicurezza. Vogliamo cercare di fare rete, di mettere in sicurezza queste persone, ma soprattutto noi abbiamo visto con la DO anche gli stessi autisti che hanno detto basta, non ne possiamo più, lo hanno dichiarato, abbiamo i servizi davanti a telecamere, non si può lavorare in queste condizioni, lo hanno detto loro. Allora qui abbiamo un rappresentante politico, vuol prendere in mano la situazione, nel senso, visto che fa parte del partito che governa con una premier, di dire che questo è diventato intollerabile per il cittadino? C'è la possibilità di aiutare con le associazioni di volontariato, come questi vanno addirittura in carcere, abbiamo sentito prima, abbiamo nel carcere minorile, l'abbiamo sentito prima, sì, e allora cerchiamo di fare rete. Cosa dice Gottardello? Sì, penso che ci diamo appuntamento magari fra qualche settimana, penso dopo l'estate, in cui vi presenterò quello che stiamo facendo quindi come gruppo politico dell'area di Padova, di Vigonza, come circolo, ma è un qualcosa che io voglio estendere anche agli altri comuni, come si può dire, fuori della provincia, come proposta politica da consegnare direttamente ai ministri a Roma per creare un percorso
verso quello che è un'esigenza. Abbiamo i carabinieri in congedo che fanno volontariato, ma scusa, mettiamo quelli, Mirella, no? tu sai che le tue battaglie io le sposo, per cui mi impegno a sposarmi, cerchiamo anche di fare qualcos'altro dopo, perché non ci mangiare i confetti quel giorno fermati, e dopo basta. Non ho detto consumare e basta, ho detto vivere il matrimonio. Bisogna, è diverso. assolutamente, perché guardi, io li conosco, Gottardello lo sa che io li conosco, sti ragazzi, dicevo ancora, mi ricordo i tempi che c'era il sindaco Gentilini e il sindaco Gobbo sotto la loggia, quando con la Don dipingevano tutta la loggia con questi pennarelli, avevano iniziato a fare le piccole, sì, guardate che se non li fermate sarà un disastro. Infatti avevo ragione, perché la loggia era diventata un disastro. Dobbiamo fermare, sono pochi, siamo ancora in tempo, facciamo queste associazioni di volontariato, penso i carabinieri in congedo, ma ce ne sono tantissime, di metterli in questi posti, perché il cittadino ha diritto di salire, di essere in sicurezza. Come ci saluta Coladon? Saluto dicendo: usate il mezzo pubblico, che ovviamente in questo momento ha anche bisogno di avere più utenza, perché siamo usciti da una situazione che è quella della pandemia, che ci ha messo in grossa difficoltà. Pian pianino stiamo tornando alla normalità e quindi dico a tutti: usate il mezzo pubblico. Grazie Coladon, prego Gottardello. Sono perfettamente d'accordo con Coladon, perché io fra l'altro sono, come si può dire, commissario delegato alle opere strategiche di Vigonza e sto collaborando per fare la linea del SIR 2 che parte da Rubano e arriva fino a Vigonza. Un'opera da 350 milioni di euro, 80 milioni di aumento dei costi purtroppo che li stiamo subendo anche noi, ma mi sento di sposare l'invito di Dodò, cioè il trasporto pubblico è il futuro per la vivibilità delle città e anche per quello che è, come si può dire, una nuova modalità di vivere da parte dei cittadini. Sì, ma aggiungiamo in sicurezza. In sicurezza, e la sicurezza passa attraverso una pena certa ed esemplare. Il ragazzo che oggi sa che c'è una responsabilità e c'è una pena sarà un cittadino corretto un domani. Speriamo. Saluto i miei ospiti, Giacomo Coladon, presidente MOM Treviso, e grazie anche a Damiano Gottardello, consigliere Fratelli d'Italia. Grazie, pubblicità. Arrivederci. E vi presento subito un altro graditissimo ospite, è l'avvocato Andrea De Checchi, assessore all'urbanistica alla città dei servizi del comune di Treviso. Buongiorno assessore. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie. E a tutti i tuoi ascoltatori naturalmente. Grazie assessore. Allora, abbiamo parlato di sicurezza, lei ha un tema che veramente lei sa di cosa si parla, Coladon che difende questi autisti, questi autobus che sono di ultima generazione, ma non basta. Io penso che abbiamo bisogno di una politica del fare, che questo cittadino ha bisogno di salire in questi mezzi in sicurezza, non parlo solo di Treviso ma in generale, perché non è più ammissibile essere in balia di 4 ragazzini, perché alla fine i numeri sono inferiori a quelli che invece si comportano bene e soprattutto a questi lavoratori che hanno anche loro il diritto di lavorare in sicurezza. Cosa ci dice assessore? Che è assolutamente sacrosanto quello che stai dicendo, per tutte le considerazioni che hai fatto e per una, devo dire, ancora più, per quanto mi riguarda, anche in termini di materia che tratto, cioè la mobilità e la viabilità, ancora più di rilievo. Voi sapete che il trasporto pubblico è uno degli elementi fondamentali per riuscire a migliorare la qualità della vita delle nostre città e quindi se noi non riusciamo ad avere un trasporto pubblico efficiente, con grande difficoltà potremo mai riuscire ad arrivare a un sistema che diminuisce il traffico di veicoli che impegnano le nostre strade. E quindi è importantissimo avere un sistema di trasporto pubblico che funziona, che sia sicuro, che sia frequentato, che abbia attrattiva nei confronti dell'utenza per migliorare proprio complessivamente il nostro sistema di qualità della vita e il nostro sistema di traffico. Evidentemente la sicurezza dei mezzi e degli autisti e degli utenti dei mezzi è un elemento fondamentale perché l'autobus possa essere utilizzato. Quindi devo dire è qualcosa che va
attenzionato con grandissima, scusate il gioco di parole, attenzione, che non va mai dimenticato, va costantemente presidiato e migliorato, sempre al fine di incentivare più possibile l'utilizzo dei mezzi. In effetti io, Assessore, ho detto sia a Colladon che a Gottardello, visto che non si possono mettere i militari perché non ci sono, visto che i comuni non sono in grado di assumere perché avete visto la coperta quanto corta è e con veramente con la burocrazia non ne parliamo, di impiegare le associazioni di volontariato, penso ai carabinieri in congedo, visto che ne abbiamo molte di queste associazioni, di mettere in sicurezza, perché poi noi non ci dimentichiamo gli atti di vandalismo, questi in attesa che arrivano le forze dell'ordine, questi ne fanno di tutti i colori e poi chi è che paga? Siamo noi che paghiamo, Assessore, perciò mettere in sicurezza con delle figure proposte non sarebbe male, anche perché non è che devono adoperare le armi, devono vigilare, come ha detto lei, devono assolutamente vigilare e lasciare che questi cittadini siano in sicurezza. Allora saluto anche il professore Emanuele Massagli, collegato con noi da Roma, Presidente Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Buongiorno professor Massagli, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora professore, prima di aprire per quello che la riguarda e l'ho invitata, come si gira a Roma con i mezzi di trasporto secondo lei, oppure lei li prende? Com'è la situazione? Noi siamo a Treviso, vogliamo sapere a Roma. Allora, io non sono romano, sono a Roma per motivi di lavoro, ma non sono romano e ho come benchmark Milano perché io sono milanese e devo dire che la differenza è molto marcata. Si gira piuttosto male con i mezzi pubblici a Roma. E a Milano? Molto meglio. Negli ultimi anni devo dire che è migliorata molto Milano sotto questo versante. Questa settimana è stata aperta la linea Linate-San Babila, che è la quinta linea di metro a guida autonoma. Diciamo che a Milano la metro è sicuramente il mezzo preferibile e questo ha permesso di togliere un po' di mezzi dalla superficie e quindi di rinnovare tutti i mezzi mettendo i mezzi o elettrici o di ultima generazione ecologica. Allora, professor Massagli, prima si parlava di questi autisti ed è un lavoro. Ecco, anche lavorare in sicurezza dovrebbe essere un diritto, però non per tutti è così, anche perché con le leggi che ci ritroviamo e con la sicurezza e la certezza della pena che non abbiamo, anche nel lavoro è diventato complicato lavorare, specialmente anche con le morti che abbiamo avuto recentemente anche con questi ragazzi stage scuola lavoro e non solo queste aziende che non sono in sicurezza. Cosa ci racconta, professore? No, guardi, la normativa italiana sulla salute e sicurezza dei lavoratori è una delle normative migliori probabilmente a livello europeo, quindi non sconta un problema di tutele, sconta un problema di efficacia o qualche volta di difficoltà nella conoscenza, perché da Professore? Non la sentiamo, professore, il collegamento non funziona. Allora sentiamo la telefonata di Carla intanto. Carla, ciao. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Ecco, io volevo parlare a proposito appunto dei ragazzi, delle persone che salgono sugli autobus. Ecco, per esempio io non ho mai visto, non ne prendo spesso, però non ho mai visto salire uno straniero e fare il biglietto. Che non mi vengono a dire che è perché hanno l'abbonamento, perché a tutte le ore del giorno che sono in giro, quindi non hanno un lavoro, non hanno niente, per cui nessuno paga e purtroppo poi anche i nostri hanno copiato, perché chissà perché si copia sempre la cosa peggiore. Un'altra cosa anche per quanto riguarda la sanità, le strutture. Io giorni fa, e non è la prima volta, sono andata al distretto qui dell'USL. Allora, in una stanza dove praticamente c'è l'attesa di venire chiamato allo sportello tramite il numero, ci saranno un 30-35 poltrone, erano tutte piene, una sola italiana.
Adesso questa è tutta gente che è venuta qua, che si fa curare, che paghiamo, noi paghiamo anche per loro. Di conseguenza loro occupano tanti posti, questo nessuno mai lo dice, che se la sanità anche va male e non ci sono soldi è perché dobbiamo mantenere tutta sta gente che non ha mai pagato un centesimo e adesso viene ad occupare i posti nostri di cui avremmo bisogno e che una volta eravamo anche serviti bene, adesso oltre alle liste d'attesa proprio non ti fanno andare, non c'è posto, però per loro il posto c'è sempre, vai a un pronto soccorso, loro sono sempre lì, è sempre pieno e pretendono di entrare prima degli altri perché non hanno pazienza ad aspettare, suonano il campanello se sono fuori e perché io non posso entrare, ecco, è tutto così, però di questo non è che se ne parla tanto. No, ne parliamo tutti i giorni veramente, Carla, mi dispiace se non l'hai sentito, ma noi ne parliamo di tutti i giorni di diritti e doveri da parte di tutti, non solo di certe persone. Prego, allora, professore, continuiamo quello che stava dicendo. Dicevo che il problema quindi della nostra normativa salute e sicurezza non è tanto la qualità della norma, che è una delle migliori in Europa, ma è la sua conoscenza, perché è una norma complessa e questo ovviamente è faticoso per gli imprenditori, soprattutto quelli più piccoli, adempiere ai tanti obblighi normativi. Lei ha fatto riferimento poi al tema dei tirocini, dell'alternanza scuola-lavoro. E anche in quel caso lì i problemi che ci sono stati, anche gli infortuni gravi e mortali che ci sono stati nel corso dell'anno scorso, non sono da ascriversi al fatto che i ragazzi erano tirocinanti di per sé, perché la normativa italiana parifica tutti coloro che entrano in azienda per qualsiasi ragione, anche il visitatore esterno, a un lavoratore, per cui lì il problema è stato si tratta di verificare se vi siano state o meno delle inadempienze in termini di normativa salute e sicurezza, ma non rileva il fatto che quelli fossero tirocinanti o studenti in alternanza scuola-lavoro. Purtroppo, come sempre accade nel nostro paese, si banalizza un po' l'argomento e si butta via il bambino con l'acqua sporca, cioè si è attaccata all'alternanza scuola-lavoro il tirocinio, che invece è un'esperienza fondamentale, quando le lacune che ci sono state, se ci sono state, e questo si sta verificando, in alcuni dei casi probabilmente sì, in altri meno, sono proprio relative all'applicazione della normativa su salute e sicurezza. Allora sentiamo anche cosa ne pensa l'assessore De Checchi, nonché avvocato, ma soprattutto sulla sicurezza, che lui veramente è stato assessore per tanti anni, è stato anche vice sindaco, ecco, ha guidato la polizia municipale, la polizia locale di Treviso, perciò sa di cosa parliamo, però è difficile operare perché sempre i numeri sono inferiori e si fa fatica poi a operare se non fai prevenzione. Prevenzione vuol dire mettere più agenti nelle strade, mettere in sicurezza, ecco, anche i posti di lavoro. Prego, assessore. Allora, devo dire, hai decisamente strutturato bene la trasmissione, perché anche il collegamento, il professore che abbiamo da Roma sta molto bene in questa dinamica, perché molto spesso si è propensi a ritenere il concetto di sicurezza esclusivamente legato all'ordine pubblico. Non è così, cioè sicurezza è qualcosa di molto molto più ampio e le politiche sulla sicurezza passano attraverso certamente l'ordine pubblico, quindi i soggetti che adesso sono dedicati attraverso la sicurezza stradale, la sicurezza sul lavoro. Quindi il concetto è decisamente ampio e la prevenzione, devo dire, lega in modo decisamente uniforme tutte le varie sfaccettature della sicurezza, così come abbiamo visto per quanto riguarda le tematiche della sicurezza sul lavoro. La prevenzione è fondamentale, deve essere peraltro efficace e deve essere vera, così come bene dice il professore, a mio modo di vedere, non è che la patologia o un evento evidentemente, e grazie a Dio, straordinario e patologico possa poi condizionare la bontà di un istituto, ma la prevenzione è fondamentale anche per quanto riguarda invece quegli episodi
a cui tu ti riferivi, legati ad esempio al trasporto pubblico o alla piccola, devo dire, criminalità è un termine sbagliato, perché criminalità poi porta a concetti che di piccolo hanno poco, perché è sempre qualcosa di più, però quel degrado urbano, quelle situazioni di criticità urbana che sono legati anche a elementi di percezione della sicurezza passano attraverso la prevenzione. Noi non riusciremo mai, per quanto ci impegniamo, Mirella, ad avere un vigilante in tutti i mezzi pubblici, un agente in tutti i giardini, un carabiniere in tutte le vie. Dobbiamo cominciare una potente azione unitamente alle famiglie, unitamente a chi si occupa di crescita dei nostri ragazzi, di trasmissione valoriale, perché tantissimi di questi episodi sono evidentemente legati a maleducazione, sono legati a modelli sociali sbagliati, sono legati a famiglie assenti, sono legati a modelli non trasferibili. È lì che noi dobbiamo principalmente lavorare, perché la forza pubblica in qualunque declinazione funziona come l'aspirina per il mal di testa. Te lo fa passare nell'immediatezza, ma dopo devi andare a indagare quali sono le ragioni vere del mal di testa. Allora, quali sono le ragioni vere del mal di testa? Il mal di testa che hanno anche le piccole attività, i piccoli industriali, perché fanno fatica a relazionarsi, non sono stati abituati. Ecco, fare squadre è difficile, professor Massagli, ci sarà il profondo sud, ma qui abbiamo anche il profondo nord, non sono stati accompagnati adeguatamente a relazionarsi, diritto del lavoro e relazioni industriali. Eppure ci sono, come lei ben spiega, degli studi internazionali che poi portano a questo. Prego, professor Massagli. Soprattutto i piccoli imprenditori, parliamo della maggioranza del tessuto produttivo del territorio veneto, quindi piccole e medie imprese, anche se sappiamo che in Veneto ci sono delle eccellenze di grandi imprese, ma i problemi si pongono sulla piccola e media impresa. Per la piccola e media impresa, proprio ai fini educativi e informativi su gli elementi del diritto del lavoro e i diritti che hanno sia le imprese che i lavoratori, un grande ruolo devono avere le associazioni datoriali. Le associazioni datoriali, soprattutto quelle che rappresentano i micro e piccoli imprenditori, non hanno solo un compito di fornitura dei servizi, cosa che fanno e fanno anche diffusamente, ma hanno anche, essendo un corpo intermedio, un compito informativo ed educativo, cioè devono accompagnare gli imprenditori anche nel conoscere le tante sfaccettature e indubbiamente anche le complessità del nostro diritto del lavoro. Però, professor Massagli, sono stati colpiti proprio loro, perché anche i nostri artigiani, che tutti ci invidiavano e ci invidiano per questa creatività che abbiamo la fortuna di avere nel nostro DNA, sono stati colpiti, non sono riusciti a difendersi, e erano dei piccoli imprenditori che non hanno fatto squadra perché non conoscevano come si faceva a squadra. Io mi sono molte volte chiesta, queste associazioni di categoria, se hanno lavorato in questo senso o se hanno lavorato in un altro senso, perché questo è un servizio che avrebbero dovuto dare, accompagnarli in questo percorso, in questa prevenzione prima di chiudere baracche e burattini. Invece è successo questo, ma era l'economia che faceva muovere il grande ricco nord-est. Si parlava tanto del ricco nord-est, ma era fatto da piccole imprese, da piccoli commercianti, artigiani, e tutti insieme facevano girare questa economia nel paese. Perché è stato colpito quella che era la spina dorsale del paese, professor Massagli? C'è una parte di spiegazione che individua certamente le colpe nel legislatore nazionale, nel legislatore regionale, e un'altra parte della spiegazione però che riguarda l'aspetto culturale e la responsabilità degli imprenditori. Per quanto concerne le responsabilità, diciamo, della politica, come si dice a volte banalizzando, indubbiamente noi
il Parlamento, il legislatore italiano tende a fare le leggi pensando soprattutto alla medio-grande impresa, anche se il tessuto produttivo italiano è di micro e piccola impresa. E questo evidentemente è un problema, perché carica su imprenditori non strutturati adempimenti spesso molto onerosi, pensato per aziende molto più strutturate. Questa è la responsabilità della politica. Poi, se devo dire la verità, nel peggioramento dell'imprenditoria del nord-est, del nord-ovest, insomma in generale delle locomotive produttive italiane, c'è probabilmente anche una responsabilità degli stessi imprenditori, in particolare nei passaggi generazionali, perché la grinta e una certa creatività e disponibilità alla fatica che avevano gli imprenditori di prima e seconda generazione diciamo che non è stata condivisa o non è diventata così forse un modello per chi poi è dovuto subentrare a quelle imprese. E quindi quello che si è osservato molto spesso è che quando sono incominciate delle difficoltà prima non conosciute, penso dalla crisi del 2008 in poi, quindi prima la crisi finanziaria, poi la crisi pandemica, poi la crisi economica conseguente a quella pandemica, molti piccoli imprenditori, o meglio gli eredi, hanno preferito la soluzione più facile, che è stata la monetizzazione e la chiusura dell'impresa. Secondo me la responsabilità non può essere sempre solo all'esterno, c'è una responsabilità della politica a tutti i livelli, indubbiamente, più o meno grande, poi ognuno questo lo valuterà, ma c'è una responsabilità anche della stessa classe imprenditoriale, che forse a un certo punto ha preferito il freno. Sentiamo anche cosa dice l'assessore Andrea De Chicchi, che lui oltretutto proviene da una famiglia di imprenditori e che sta anche continuando, ecco, sempre alla ricerca di un qualcosa, di dare un qualcosa anche di nuovo, di investire sulla propria attività. Prego, assessore. Allora, condivido gran parte di tutto quello che è stato detto. Farei solamente un distinguo. Nel senso che ci sono anche molte imprese che non funzionano, anche se la seconda generazione o la terza generazione in realtà segue il modello delle prime, delle generazioni che l'hanno preceduto, perché una delle capacità, credo che qui svolgano un ruolo fondamentale le associazioni di categoria, che deve essere trasmesso anche alla micro e alla piccola impresa, è che non necessariamente, anzi devo dire quasi obbligatoriamente, il modello da seguire, certamente abnegazione al lavoro, spirito di sacrificio fuori discussione, ma il pensare di poter esercitare l'impresa esattamente nel modo o con i principi ispiratori che hanno generato l'impresa, quindi con le generazioni precedenti, potrebbe non essere un modello vincente, nel senso che il mondo cambia rapidamente, la capacità dell'impresa deve essere quella di creare dei vestiti sartoriali rispetto al mondo che ci circonda. Il sartoriale passa anche attraverso il giusto dimensionamento, e qui condivido quello che si stava dicendo, aggiungerei peraltro a normative tendenzialmente predisposte per la media o grande impresa che vi è anche un tema costo, no? Perché adesso non voglio entrare troppo in un tecnicismo che potrebbe essere di poco appeal per lo spettatore, però noi abbiamo ad esempio una materia che si chiama 231 che deve garantire alcuni elementi dell'impresa che potrebbe risultare utile nei suoi elementi di fondo, ma che non è a portata evidentemente di chi ha micro o piccola impresa, tendenzialmente anche per un fatto di costi. In questo, secondo me, giocano un ruolo fondamentale, come si diceva, le associazioni di categoria, che dovrebbero da un lato offrire dei modelli di sviluppo dell'impresa che siano a portata reale dell'impresa a cui vengono proposti, e dall'altro, devo dire, anche incentivare ad aiutare una cultura imprenditoriale a modernizzarsi su alcuni elementi. La dinamica finanziaria, quindi una certa cultura finanziaria, un certo lessico finanziario, oggi è fondamentale per poter ottenere credito, e sappiamo quanto il credito sia benzina per la nostra impresa. Ecco, quindi credo che le associazioni da questo punto di vista svolgano, e devo dire, io ho trovato che in moltissimi casi anche a questa latitudine lo svolgono molto bene, è un ruolo fondamentale. Abbiamo Giorgio da San Stino di Rivenza. Ciao Giorgio.
Buongiorno Mirella, a lei e ai suoi ospiti. Mi volevo un po' ricollegare a quello che aveva detto poc'anzi l'assessore De Checchi e il signore in collegamento da Roma. Insomma, professor Massalli. Sì, esatto, ci sono dei problemi generazionali, però come dico sempre io, il pesce puzza la testa. Ci sono delle responsabilità equamente divise un po' prima di tutto dalla politica e poi soprattutto a livello delle rappresentanze delle associazioni di categorie, dell'imprenditoria e soprattutto delle famiglie. Prendo soltanto dei paragoni. Allora, la politica, quella che è il recupero degli ideali e dei valori, quindi parlo della Chiesa e poi di quello che è il contesto socio-economico. Insomma. Allora, la politica, ritorniamo sullo stesso discorso, manca la rappresentanza dei cittadini e dei territori che non hanno voce a livello di governo centrale e qui ritornano sempre in auge i problemi delle liste bloccate, delle rappresentanze politiche e via discorrendo. E poi, quanto riguarda la Chiesa, il marasma che sta attraversando la Chiesa, con questo riformismo esasperato, non aiuta le famiglie e i giovani a fare chiarezza su quelli che sono i valori fondamentali su cui in fondo 2000 anni a questa parte si è fondata anche la società dei nostri nonni, in ultima dei nostri genitori. I bambini, i ragazzi, hanno bisogno di modelli chiari che non siano messi in discussione come si fa oggigiorno. E poi per quanto riguarda l'ordine pubblico nei mezzi pubblici è una cartina di tornasole del disastro e della confusione che attraversano i giovani, soprattutto di seconda generazione perché sono fruitori dei mezzi pubblici. Quindi è il problema sta a monte, il pesce puzza a testa, quindi la riforma della giustizia che è nordidi, quella di nord che viene contrastata, è proprio lì che bisogna, perché le pene devono essere certe e che siano soprattutto efficaci, adeguatamente severe. Questo è un problema, anche come deterrente attraverso questi ragazzi che sono incontrollabili, perché non si può mettere un controllore, un gendarme dietro ogni fruitore di mezzi pubblici, e questo è ovvio. Quindi il problema è soprattutto a monte portare la rappresentanza politica che abbia il polso delle necessità dei territori e portarle a Roma in modo che facciano delle norme che siano adeguate al contesto e poi che ci sia un sistema penale e giuridico efficace, celere e adeguatamente severo e che i processi non vadano avanti per le lunghe. Quindi viva Nordio, viva il riformismo, viva l'efficienza in questo Paese e discorrendo viva anche la impronta federalista di questo Paese che continua a latitare perché ci sono le forze occulte, centraliste e oscurantiste che non permettono a questo Paese di poter dare il proprio meglio e stare in Europa con tutti e due i piedi, perché l'Europa inizia a nord delle Alpi mentre noi siamo un hub praticamente degli sfigati, ecco, di questo punto. Grazie a Giorgio da San Stino. Prego, professor Massalli, come commenta questa telefonata? Ma io è quello che dicevamo prima, cioè sono d'accordo con la lettura anche un po' semplificatoria, ma sono d'accordo sul fatto che il pesce puzzi dalla testa, per cui le responsabilità sono gerarchicamente distribuite a partire dalla politica, quindi a chi ha la responsabilità di fare le regole e poi a scendere. Sono anche molto d'accordo però sul fatto che ci sia il venir meno di una serie di soggetti educativi, cioè volti proprio a formare l'assetto che le persone hanno rispetto alla realtà. È stata citata la Chiesa, sono state citate le associazioni datoriali, che fanno sì che le generazioni recenti forse non abbiano la grinta che avevano le generazioni precedenti. Poi tutto il resto viene a cascata, no? Perché se c'è meno voglia di fare, meno imprenditività oltre che imprenditorialità nelle piccole cose, questo lo si vede in chi fa le regole, lo si vede in chi amministra le amministrazioni pubbliche anche locali, lo si vede in chi fa i controlli, lo si vede in chi fa impresa, per cui che ci sia una sfida sottostante culturale mi sembra molto importante. Mi ricordo che negli anni 2010-2011 la CEI lanciò, visto che è stata citata la Chiesa, vado dietro questo spunto, la CEI lanciò il progetto culturale. Il progetto culturale della CEI era un insieme di riflessioni di una serie di studiosi molto ampia sulle urgenze del Paese.
La prima riflessione, il primo volume fu dedicato all'emergenza educativa, come a comunicare che la dimensione educativa veniva ancora prima delle altre emergenze. Il secondo fu la scuola, poi ci fu il lavoro e l'economia e il terzo ci fu la natalità. Ecco, è un'intuizione interessante, perché indubbiamente dall'assetto che una persona ha di fronte alla realtà deriva tutto il resto. Senta, professor Massagli, lei rappresenta l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Ma c'è il diritto del lavoro, ma dovrebbe esserci anche un dovere di uno stipendio adeguato. Ecco, dove comportano e cosa comportano questi studi internazionali? Perché noi siamo il paese dove gli stipendi sono i più bassi d'Europa, dove l'operaio, che è la spina dorsale del paese, è stato messo all'angolo, dove in questa Italia chi lavora veramente diventa povero e chi non fa niente diventa ricco, specialmente in politica. Queste relazioni che fate, questi studi cosa portano? Perché veramente questi giovani che vanno all'estero perché non sanno più a che pesci pigliare una stanza che costa 800 euro per studiare all'università, ma vogliamo capire veramente che c'è qualcosa che non va nel nostro paese? Forse copiare qualcosina dalle altre parti non sarebbe male, e soprattutto anche queste relazioni industriali, queste industrie con questi operai che sono la spina dorsale, che pagano poco l'operaio ma il CEO prende una montagna di soldi, o questi manager. E come lo spiega, professor Massagli? Il tema è molto di attualità. In questo momento a livello politico e degli addetti ai lavori si sta discutendo una proposta dell'opposizione sul salario minimo. E questa proposta è raccontata come se l'inserimento nel nostro ordinamento di un salario minimo legale di colpo facesse scomparire l'odioso fenomeno del lavoro povero. Ahimè, gli studi ci dicono che le soluzioni così semplici non esistono, che anche prevedendo un salario minimo nel nostro paese, come dalla proposta che viene fatta ora di 9 euro lordi all'ora, in realtà poco cambierebbe, perché i contratti collettivi, appunto l'esito delle relazioni industriali, oggi in realtà sono situati su valori più elevati. Perché questo non accade? Perché c'è ancora il fenomeno che lei dice giustamente di persone poco pagate alle quali è importante alzare lo stipendio? Perché purtroppo accanto a quello che dovrebbe essere c'è poi la realtà di tutti i giorni, che spesso è fatta di abusi delle tipologie contrattuali, è fatta di tirocini reiterati, è fatta di un misto tra lavoro dichiarato e lavoro nero, è fatto da collaborazioni in luogo di contratti a lavoro da tempo subordinato. Ecco, questa è una complessità che, ahimè, sarebbe bello correggere con un tratto di penna, con una riga in un decreto, ma non è così facile da fare. Allora gli studi internazionali ci dicono che i paesi che sono più elastici e più dinamici nei salari sono i paesi dove c'è una contrattazione collettiva forte, ma non una contrattazione collettiva forte solo nazionale, che è un po' il problema del sistema italiano. I contratti collettivi sono effettivamente diffusi e molto forti, ma sono uguali da Enna a Vipiteno, non risentono delle differenze territoriali. Professore, la devo interrompere perché purtroppo il tempo è tiranno. Vorrei sentire anche cosa ne pensa l'assessore Andrea De Checchi, ecco, su questo diritto al lavoro, ma anche uno stipendio adeguato, direi io, per chi lavora. Prego, assessore, veloce, perché sono proprio in chiusura. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva il professore. Non credo che il salario minimo sia la panacea di tutti i mali, credo invece che bisogna investire molto di più sulla contrattazione, anche decentrata, di secondo livello, di terzo livello, quella aziendale. Ma non è, assessore, che forse tutti quanti noi abbiamo bisogno di una politica del fare e non di dire? Perché così veramente il paese è fermo, ecco, si sta lavorando, qualcosa si muove, ma poco rispetto a quello che si potrebbe fare, soprattutto i servizi sia al lavoratore che alle persone, che vuol dire famiglie. Lei dice non possiamo mettere un controllore su ogni autobus, ma una volta c'erano i controllori su tutti gli autobus, si può creare anche dei posti di lavoro. Questi soldi del PNRR dove andranno, come finiranno? Velocissimo, assessore. Sì, diciamo che il controllore si riferiva al biglietto, non alla sicurezza, no? Quindi io parlavo di non possiamo mettere un controllore in termini di sicurezza su ogni autobus.
Credo che però, per venire a quello che dici tu e per proprio estrema sintesi, per applicare correttamente la politica del fare è necessario essere preparati. E molto spesso io credo che ci sia anche qualche voglia di fare, però manchi la preparazione. Professor Massagli, come ci saluta? Vi saluto dicendo che ci dobbiamo risentire per vedere se i nostri suggerimenti saranno colti anche dalle parti sociali e se riusciremo ad avere una contrattazione sempre più capace di essere vicina agli imprenditori piccoli e agli imprenditori del nord-est. Ecco, ma secondo lei è ottimista o un po' pessimista, professor Massagli, visto come stanno andando le cose? Sono realista, vedo le difficoltà, ma credo che l'Italia abbia vissuto in passato difficoltà anche peggiori, ne sia sempre uscita e in questo penso che se riusciamo a valorizzare le persone più valide c'è la possibilità ancora di uscirne, perché siamo ancora una locomotiva d'Europa. Grazie, grazie per queste parole, professore Emanuele Massagli, presidente Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati del Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. Grazie all'avvocato Andrea De Checchi, assessore all'urbanistica e alla città dei servizi del Comune di Treviso. Grazie a voi tantissime che questa mattina la posta di Mirella. Ganz dicken, fetten Applaus. Wie schaut es bei euch aus? Daumen hoch? Daumen hoch? Irgendwann bleibt es euch. Irgendwann kriegt es immer unter den Daumen. Die Startnummer 36, tosender Applaus. Die Nelia und der Dietmar.